workshop dedicato all'esercenza cinematografica, alle strategie di distribuzione e di promozione, alle attività profit, quindi a tutto ciò che riguarda, adesso vedo che stanno anche entrando i past president di ANEC Sardegna. Buongiorno, benvenuti, vedo un po' di esercenti, ben arrivati, vedo anche qualche produttore distributore, benvenuti. Intanto permettetemi di salutare la nostra consigliera d'amministrazione Elisabetta Mocci, che ben trovata Elisabetta, grazie. Il Consiglio d'amministrazione è presente ai diversi tavoli insieme alla Regione Sardegna, si sono collegati dalla Direzione Generale dei Beni Culturali sia Paola Ugo, ben trovata, che Andrea Rescigno, ben ritrovati. Oltre al magico team della Sardegna Film Commission e di Poliste, ovviamente riconoscete il nostro avvocato esperto Marcello Mustilli, ben trovato anche Marcello. Buongiorno e saluti a tutti. E oggi abbiamo chiesto di raggiungerci anche a Michele Casula, che avete imparato a conoscere per le ricerche di indagini qualitative, nonché noto con la sua società Ergo Research per la creazione dei vari modelli di test dei film in preuscita e in preparazione, ma anche autore di importanti ricerche sul rapporto tra pubblico, offerta in sala e costruzione delle strategie di distribuzione e di posizionamento dello sfruttamento del prodotto audiovisivo in Italia. Michele Casula, grazie Michele, benvenuto. La sala d'attesa si sta progressivamente svuotando, quindi mi sembra che ci siamo quasi tutti. È arrivato, ecco, buongiorno, il nostro presidente ANEC regionale Luciano Lombardo, benvenuto anche a te Luciano. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato, stiamo facendo entrare un po' tutti dalla sala d'attesa, siamo già un buon numero, direi, se siete d'accordo, che insomma sia giunto il momento di cominciare. Questo è un appuntamento che abbiamo atteso, costruito insieme a voi. Siamo passati da una dimensione di nostra invasione più o meno digitale delle assemblee ANEC fino alla possibilità di costruire con tutta la filiera audiovisiva isolana un'opportunità di incontro e confronto sulla finalità della normativa esistente, sulla sua attuale possibile ottimizzazione ovviamente per noi è fondamentale considerare gli stati generali del cinema in Sardegna come un'opportunità per fare il punto sullo stato dell'arte, capire dove siamo arrivati, ma soprattutto quali sono le sfide che ci attengono. E non ultimo, lo leggete dal cartello alle mie spalle, ci vogliamo dare degli obiettivi che siano in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, di cui come sapete la Regione Sardegna ha già su cui si è già interrogata e di cui ha già dato nel semestre scorso abbondante risalto, proprio in una dimensione di coinvolgimento degli operatori, dei diversi stakeholder e di tutti i soggetti che operano a vario livello nelle diverse filiere che alimentano non solo l'economia isolana, ma anche la capacità di riorganizzazione delle risorse in vista degli importanti finanziamenti e delle importanti integrazioni normative che il PNRR e le altre risorse messe a disposizione dal Parlamento europeo creeranno per la nostra regione. È evidente che oggi il workshop ha un carattere diverso, come chi era presente all'incontro di lancio degli Stati Generali del Cinema ricorderà. Passiamo adesso ad un lavoro più analitico, legato ad una dimensione di nostro ascolto e di orientamento più specifico rispetto a ciò che ciascuno di voi, in quanto portatore di un segmento molto preciso della filiera audiovisiva, vuole diventare, insomma, diventa voce, diventa in qualche modo amplificatore. E come avete notato,
Il principio è quello di un ascolto partecipato a 360 gradi, quindi in questa fase, come ci siamo detti, siamo, come dire, singoli soggetti portatori di una istanza preziosissima e in qualche modo dati a noi la possibilità di ascoltare ancora non in fase di rappresentanza, di associazione, ma proprio come singoli portatori di valore e di specificità ed esigenze che andremo a vedere insieme. Questa attività non potrebbe svolgersi senza la straordinaria competenza e abitudine ad organizzare momenti di ascolto e di partecipazione attiva che appunto la nostra Serenella Paci ha abbondantemente dimostrato negli anni di poter comporre con la sua squadra, anche grazie ad una esperienza che vede Poliste continuamente in movimento tra le istituzioni pubbliche e gli stakeholder privati. Quindi come immaginate oggi sentirete parlare molto poco noi e invece verrete guidati in un percorso in cui vorremmo che al centro dell'incontro odierno vi fosse il vostro punto di vista e davvero con la massima generosità che vi rappresenta e vi caratterizza vorremmo che ci fosse un confronto molto, molto schietto, anche molto onesto rispetto alla possibilità di appunto intervenire sull'aspetto normativo, ma in generale sulla analisi dello stato dell'arte della nostra filiera dal punto di vista, ripeto, della promozione, distribuzione ed esercenza profit, quindi legata ad una dimensione imprenditoriale. In questo percorso chiaramente ci sarà molto prezioso ascoltare così, come dire, una fotografia anche di scenario che arriva da fuori l'isola e quindi a un certo punto chiederemo a Michele Casula di raccontarci un po' con i numeri e le connessioni che lui sa fare meravigliosamente, di aiutarci un po' a capire in che direzione si sta andando, quali sono anche diciamo, le opportunità che si stanno generando intorno a noi, ma prima forse ha senso che passiamo insieme, visto che non tutti eravate presenti al kick-off event del 3 di novembre, diamo un'occhiata a cosa ci siamo detti fino ad ora e a che prospettiva abbiamo potuto raccogliere diciamo, dai punti di vista fin qui raccolti. Intanto passerei subito la parola per un saluto a Marcello Mustilli che, come sapete, ci sta con la sua expertise nazionale ed internazionale guidando in questo processo di analisi e organizzazione diciamo, degli aspetti, dei punti di forza della nostra legge, ma anche ci sta guidando sulle possibilità di modificare in parte quello che deve essere necessariamente rinnovato da un punto di vista normativo. E a Serenella Paci passiamo ovviamente il testimone per quanto concerne l'aspetto più di interrogazione reciproca, diciamo, di presentazione di tutti i presenti. Da parte nostra, buon lavoro a tutti e insomma ci auguriamo che questo sia un processo che, come crediamo fortemente, aiuterà tutti noi a condurre le risorse pubbliche e soprattutto il nostro ruolo di ente di networking e di attivazione della governance sulla filiera audiovisiva nella direzione più giusta e più utile ai diversi attori. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Nevina, un saluto a tutti. Chi ha già sentito il kick-off event precedenti sa che amo fare degli interventi molto brevi e oggi anche mi darò questa regola perché appunto, come dico sempre, il senso è soprattutto quello di ascoltare per noi di questo processo per poi provare a operare una sintesi. Ovviamente un ascolto che cercherà di dare da parte nostra delle stimolazioni, ma cercherà soprattutto di ricavare una fotografia di quello che sono dati e anche insomma sentimento dei vari segmenti della filiera da voi rappresentati. Dal percorso fatto sin qui sono emersi già diversi stimoli e riflessioni. Serenella farà una sintesi molto efficace, quindi non ripeto, dico solamente un paio di punti che mi sembra il caso di ricordare. Un primo di metodo, lo ricordo ormai sempre, per chiunque interviene, noi abbiamo qui in mente come obiettivo di fare una valutazione su una eventuale rimodulazione della normativa.
nel suo complesso, per cui non perdiamo tempo nel dirci se secondo me va toccata la legge, secondo me i decreti attuativi, secondo me le delibere. Abbiamo libertà, ovviamente solo di proporre, non di decidere, perché le decisioni vanno nei percorsi istituzionali preposti, di proporre delle soluzioni di eventuale ritocco, modifica dell'uno come dell'altro strumento. Per cui parliamo dei contenuti e non ci blocchiamo nel dire che secondo me più la legge, secondo me più i decreti. Secondo punto, secondo me, da quello che si è discusso sin qui, dalla gran parte degli interventi che ci sono stati, emerge un dato interessante, cioè secondo me una doppia consapevolezza. Da un lato dei punti, come ricordava Nevina, di forza del sistema che è stato creato e diciamo puntellato dalla normativa fino a qui, cioè un sistema molto connotato regionalmente, con un accompagnamento anche molto generoso da parte delle istituzioni su tutta la filiera, l'accompagnamento delle opere del cinema in Sardegna. Dall'altro però, sia nella plenaria che nell'incontro con i produttori, è emersa anche un'altra consapevolezza, cioè del fatto che occorre un po' cambiare passo ed evolvere gli strumenti, perché il mercato sta cambiando rapidissimamente, è già cambiato moltissimo. Non ne parliamo dalla legge regionale che abbiamo in Sardegna, ma addirittura anche dalla legge nazionale, che è molto più recente, perché essendo del 2016 ormai è datata di 5 anni, sono 5 anni che valgono il doppio con il Covid che c'è stato di mezzo, per cui diciamo, tutta la filiera è stata abbastanza strapazzata. Tutto quello che sta succedendo lo avete tutti voi davanti agli occhi, come me, come tutti, perché siamo tutti in questo settore, quindi l'esplosione del VOD, questi OTT che hanno insomma, un peso ormai talmente forte che sbilancia quello degli altri. Quindi diciamo, un'urgenza un po' per tutti di riposizionarsi rispetto al quadro che sta mutando. Detto questo, passerei la parola a Serenella e magari mi riservo di intervenire nel corso del proseguo dell'incontro. Grazie. Sì, adesso passiamo subito la parola a Serenella. Volevo solo aggiungere un aspetto, Marcello, che hai fatto bene a richiamare. Ricordiamoci che la legge regionale in Sardegna ha lavorato sulla strategia di natura distributiva e promozionale del cinema sostenuto direttamente dagli incentivi regionali, ma rappresenta un po' un caso anomalo per quanto riguarda l'esercenza in Italia, perché fatta eccezione delle poche misure tampone che abbiamo messo in essere per l'anno Covid, diciamo, sono mancati dei finanziamenti diretti sistematici per il rinnovo strutturale delle sale. E questo elemento evidentemente è giusto che lo evidenziamo, è evidentemente molto noto ai nostri, ai presenti, insomma, alla giornata odierna, però ecco, sappiamo che esiste nella normativa regionale questa anomalia legata proprio alla assenza poi dei criteri attuativi legati all'esercenza, che è evidentemente un aspetto sul quale oggi troveremo modo insomma di riflettere. Quindi nel corso della mattinata, vero Serenella, andremo anche dentro alcuni aspetti più tecnici legati proprio alle regole del gioco che nella legge regionale erano state annunciate anche rispetto all'esercenza, ma che di fatto erano un po', come dire, sono state negli anni tralasciate e trascurate. Prego Serenella, grazie. Grazie Nevina, grazie Marcello, un grande benvenuto a tutti. Quando inizieremo, tanto a breve, diamo la parola davvero a tutti voi per iniziare il nostro confronto, poi vi invito, chi ha piacere di farlo, a accendere la telecamera se le reti e le connessioni ci sostengono. E chiedo a Francesca magari di iniziare a visualizzare un po', noi lavoreremo. Ecco, vi dico una cosa, avete la possibilità di organizzarvi, parto con un dettaglio operativo, avete la possibilità di organizzarvi lo schermo come meglio credete, nel senso che se in alto a destra voi mettete la visualizzazione vista, poi potete con un taglio, uno spazio che vedete tra lo schermo e le persone, spostare lo schermo, quindi scegliere di vedere
più lo schermo con le visualizzazioni che noi creiamo, oppure più il gruppo e le persone che intervengono. Quindi vado invece sugli obiettivi del percorso, l'ha già detto Nivina, ma per me questo è un aspetto molto importante. Vuole essere davvero un percorso inclusivo, di ascolto, e i processi partecipativi hanno la forza di essere generativi di apprendimento, di corresponsabilizzazione. Vorrei solo un po' sottolineare questa parola che per me è molto importante. Quello che voglio dire è il risultato di tutto questo lavoro che faremo insieme, che impegna comunque il vostro tempo. Sarà responsabilità di tutti, no? Arriveremo a dicembre, speriamo di aver tutti portato davvero un contributo importante per la crescita di questa filiera, di questo ambito così importante, in un'ottica proprio di sostenibilità, che, come ci dicono gli obiettivi che ha Nevina dietro di sé, sono innanzitutto economici, no? La sostenibilità deve essere economica, sociale e ambientale. Quindi questo è un po' quello che vorremmo, interazione costruttiva. Quindi va bene anche guardare indietro, sottolineare anche le cose che magari hanno funzionato e quelle che hanno funzionato meno, e lo vedremo perché abbiamo fatto insieme a voi anche una SWOT, ma poi cerchiamo davvero di costruire il futuro. Giusto 2 cose su come lavoriamo. Quindi i microfoni voi li potete governare, quindi stanno spenti come al solito per non disturbare con rumori di sottofondo, ma quando volete prendere la attivate voi. L'unica cosa che vi chiedo per prendere la parola quando apriamo la discussione, il dibattito su diversi punti che tratteremo, fatelo iscrivendovi nella chat o alzando la mano. Magari io fatico un po' se alzate la mano a tenere i turni parola, ma cercherò chiaramente di dare spazio a tutti. Facciamo interventi brevi, vedrete che lavoreremo su aspetti ben precisi e apriremo la discussione sugli aspetti che stiamo trattando. Quindi vi chiederei proprio di portare un contributo sui punti in discussione. Utilizziamo la chat è uno spazio importante, mentre lavoriamo possiamo anche portare riflessioni ulteriori, magari siamo appena intervenuti, qualcuno dice un qualcosa, ci fa riflettere, scriviamo e vedrete che si arricchirà il confronto anche attraverso questo strumento. Oggi siamo tanti, quindi sono rappresentate queste categorie, gli esercenti, distributori, sales agent. Questo è un po' il gruppo degli iscritti, ancora forse non sono tutti presenti con noi. Non facciamo ora un giro di presentazioni, lo faremo più tardi. Quando intervenite vi chiedo magari brevemente di presentarvi, quindi dire cosa fate in questo ambito. Questo è tutto il gruppo. Io adesso vi propongo questo, rapidamente vi faccio vedere, perché molti di voi, ho capito, non hanno partecipato all'evento del 3, vi faccio vedere rapidamente i lavori della SWOT che è stata fatta, e poi vediamo appunto gli ambiti su cui lavoriamo, e vi chiederemo anche di fare una breve interazione digitale per darci in anonimato alcuni dati che ci interessano, quindi tenete a portata di mano anche uno smartphone, un tablet, un altro strumento. Allora, siamo partiti dai punti di forza, poi intervenite Marcello o Nevina se volete puntualizzare qualcosa. Siamo partiti dai punti di forza. Cosa funziona? Cos'è oggi un punto di forza della filiera audiovisiva in Sardegna? Come vedete c'è il risultato dell'interazione, ovviamente il massimo, il punteggio l'ha avuto la varietà e la bellezza della location dell'isola, ma anche altri aspetti quale l'originalità delle storie e dei talenti, le opportunità di finanziamento per l'audiovisivo, la qualità dell'assistenza alle produzioni. Alcuni aspetti invece sono stati individuati come di forza, ma forse hanno ancora un percorso da fare di miglioramento. Queste sono le risposte aperte che ci avete dato, che abbiamo clusterizzato, e gli ambiti sono il patrimonio culturale, identitario, ambientale, le risorse economiche, quindi comunque i finanziamenti per questo settore, i lavoratori della filiera audiovisiva, così come la Film Commission, che sicuramente in questi anni ha fatto tanto lavoro insieme a voi, la gestione e l'attività della filiera audiovisiva, in particolare alcuni aspetti. Quindi punti di forza, ma vediamo anche i punti di debolezza. I punti di debolezza poi li riprenderemo, perché pensiamo sempre che si debba partire da cosa non funziona e che gli obiettivi futuri debbano essere una soluzione a un problema individuato. Quindi vorremmo vedere in futuro questi aspetti migliorati. Cosa ci avete indicato?
Sicuramente aspetti su cui magari oggi non abbiamo le leve, la qualità del sistema dei trasporti, ma anche l'investimento privato nell'audiovisivo, su cui poi ragioneremo, la diffusione del sistema ricettivo nel territorio regionale, la disponibilità di servizi e attrezzature cinetelevisive sull'isola, la disponibilità alla creazione di reti e altri aspetti. Abbiamo ragionato, ci avete portato un contributo, alcuni elementi di criticità a vostro avviso su altri aspetti, quali finalità e criteri della legge 15 del 2006, che poi discuteremo, è uno degli oggetti chiaramente. Le finalità sono uno degli oggetti, bandi e risorse economiche, l'incertezza dell'uscita dei bandi, i finanziamenti extra bando, la scarsa trasparenza, pochi bandi disponibili, eccetera. Il tema della formazione, che è un altro tema che affronteremo, formazione e maestranze. Magari il tema delle maestranze per voi è meno di diretto interesse, però lo è stato per esempio nel confronto precedente. Servizi e attività della filiera, l'assenza di servizi alla post-produzione, lo scarso confronto con grandi produzioni, l'assenza di un ufficio che fa assistenza e localization, eccetera. Rapporto con gli enti pubblici e la difficoltà a fare rete nel territorio. Su questi poi torneremo. Vi abbiamo chiesto anche i fattori esogeni, i fattori esterni, no, al territorio regionale, quindi le opportunità, quali fattori positivi possono influenzare nel tempo, nel futuro, questo settore. E qui abbiamo sicuramente l'accesso alle risorse della nuova programmazione del PNRR, abbiamo le opportunità di alta formazione in Europa su scrittura, produzione e distribuzione, l'opportunità di finanziamento nazionale e internazionali per l'audiovisivo, l'accesso a festival e premi internazionali, le incentivi per il Green Set e per la sostenibilità ambientale, su cui la Sardegna è già all'avanguardia. Quali altre opportunità ci avete segnalato? La formazione, risorse economiche, come abbiamo detto, servizi e attività di filiera e un crescente interesse degli over the top per la Sardegna. Quindi questi sono fattori esterni ma che dobbiamo osservare e cogliere, no? Opportunità da cogliere in futuro. Ancora minacce, quindi quali ostacoli, quali minacce, fattori negativi esterni al nostro contesto. Non abbiamo le leve per agire su questo, ma li dobbiamo osservare, in qualche modo ci dobbiamo difendere, dobbiamo far sì che non incidano negativamente. Sicuramente qui le tempistiche di erogazione dei contributi pubblici, la consistenza e la continuità dell'investimento sulla filiera, la forza competitiva dei concorrenti, chiaramente emergenza climatica, la disponibilità alla creazione di reti, la forza competitiva dei concorrenti, abbiamo detto sia nazionali che stranieri. Ci avete indicato altri fattori di minaccia, sempre il tema dei trasporti, ma anche i servizi territoriali, l'amministrazione, diciamo, di questa policy, di questo intervento sull'audiovisivo. Abbiamo anche individuato insieme a voi, ci avete aiutato a individuare gli obiettivi su che cosa vogliamo lavorare maggiormente in futuro, ma ancora oggi chiaramente entreremo su questo e prenderemo tutti i vostri contributi. Cosa ci avete detto? Incentivare la produzione in Sardegna di opere audiovisive, insieme a favorire la formazione alle professioni, ancora sostenere la distribuzione delle opere audiovisive made in Sardegna, favorire la formazione del pubblico e l'educazione all'immagine, incentivare l'esercizio cinematografico e l'incremento di spazi idonei alla fruizione. In questo poi siete chiaramente voi molto interessati, è stato uno degli obiettivi definiti tra i più rilevanti. Promuovere le attività culturali di festival, associazioni, circoli del cinema, secondo criteri di valorizzazione della qualità, assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del cinematografico audiovisivo. Ancora sotto altri obiettivi su cui vi abbiamo chiesto di intervenire, c'è molto incentivi alla coproduzione, il sostegno all'internazionalizzazione, il maggior investimento sullo sviluppo dei progetti audiovisivi, un maggior investimento sulle opere prime e seconde, ma anche il rafforzamento degli obiettivi di sostenibilità, maggior investimento su nuovi formati e gli incentivi per l'innovazione di prodotto e di processo. Questo è un po' il risultato del lavoro fatto con più di 130 partecipanti nel kick-off meeting, nell'evento di avvio. Su cosa lavoriamo oggi insieme? Vi faccio vedere l'indice
e poi facciamo un momento di interazione digitale prima di dare la parola a Nevina Michele Casula. Su quali temi ci confrontiamo oggi? Noi abbiamo scelto di usare le stesse tematiche in tutti i workshop e chiaramente di approfondirle in maniera differente insieme a voi a seconda del vostro punto di vista, della vostra esperienza. Finalità della legge, i criteri di selezione delle opere, i bandi e le risorse economiche, i ruoli professionali e la formazione e poi lo sviluppo in cui vi proponiamo dei temi ma potete chiaramente integrarne altri. Allora, prima di dare la parola all'intervento, vi chiediamo una piccola interazione digitale, quindi vi chiediamo di risponderci, dopo apriamo la discussione, poi da questo momento in poi sarà tutta discussione e daremo la parola a voi. Chiediamo di aprire una pagina sullo smartphone o su un tablet o un'altra pagina sul PC, collegandovi a www.menti.com. Lo leggete qui in alto nel nostro schermo. Quando vi collegate vedete un codice e lo dovete sostituire col codice della nostra interazione, che è questo che leggete in alto, 76539064. Appena riuscite a connettervi, vediamo che ci state raggiungendo. È breve, vi facciamo alcune domande che aiutano un po' a focalizzare alcuni punti di interesse prima di approfondire i temi di oggi. Quindi pagina www.menti.com, i menti come i menti, e poi il codice 76539064. Adesso cerco di vedere il gruppo. Io sono andata rapida, ma tutti dovreste avere il report, è sul sito della Sardegna Film Commission, è stato il report dei lavori del primo giorno, quindi se volete approfondire le analisi fatte, tutto lo trovate. Vedo 7 persone per ora connesse, vediamo se aumentano appena. La pagina è www.menti.com, il codice 76539064. Perfetto, è importante che ci siate tutti, chi ci sta seguendo che fa parte di queste categorie, perché poi sappiamo che il gruppo è formato anche da altri stakeholder, un po' Sardegna Film Commission, un po' la regione. Allora, proviamo ad andare alla prima domanda. Chiaramente chiediamo solo di rispondere agli esercenti, ai distributori e ai sales agent. Innanzitutto la prima domanda è: a quale di queste 3 categorie appartiene in maniera prevalente? Ecco, individuatene una, anche quella che vi rappresenta maggiormente. Così capiamo il nostro gruppo un po' come è costituito. Siete riusciti tutti a connettervi? Scriveteci in chat se c'è qualche problema. Forse c'è qualche problema, potete usare sia lo smartphone che il computer creando una seconda pagina e dovrebbe essere accessibile anche mentre siete collegati con noi. Dovete solo procedere con l'indicazione del codice che Serenella ha ripetuto. Sì, anche come dice Nevina, passando da una pagina all'altra. Se non avete a portata di mano un telefono, un tablet, potete aprire un'altra pagina sul computer. Allora, vediamo i risultati. Ok, un 88%, quindi assoluta la maggior parte esercenti, e un distributore. Abbiamo chiesto categoria prevalente, non abbiamo agenti di vendita. Alla prossima. Allora, qui chiaramente ci risponde chi distribuisce, alle prossime ci risponde chi proietta. Allora, dato 10 il numero di film che distribuisci in un anno, quanti sono quelli made in Sardegna, film nazionali e film internazionali? Ovviamente avete una scala da 0 a 10. Scusa Serenella, qui Sì. per
per gli esercenti poi anticipiamo, viene chiesto insomma la stessa domanda, ma non che distribuisci, ma che proietti, no? Cambiamo il verbo, vero Marcello, no? Chiaramente rispetto alla vostra... Ho visto che Come sono abbiamo una visto... grande maggioranza, certo. allora magari te lo chiedevano. Sì, Forse poi... qui avremmo potuto anche comporre il 100, vediamo, chiaramente non sarà 10, ma è più... Sì, ricordiamo poi che in questo momento i distributori che ovviamente sono collegati sono prevalentemente coloro che hanno la sede in Sardegna. Questo, come abbiamo detto il primo giorno, è un elemento che diciamo sta un po' naturalmente diventando un fattore di discriminante rispetto a questi incontri, anche se abbiamo già previsto per esempio per i produttori degli incontri più ampi legati anche a soggetti che non necessariamente abbiano la sede legale in Sardegna. Però ecco, abbiamo voluto dare in questa prima fase, credo naturalmente accaduto, che la risposta primaria arrivasse ovviamente da chi opera in Sardegna come propria sede primaria. Possiamo mostrare? Così ci facciamo un'idea su alcuni aspetti. Allora abbiamo un 48438 di film nazionali e internazionali, un 2 di film made in Sardegna, in realtà con risposte diversificate. Qui dovrebbe rispondere solo chi distribuisce, poi vi chiediamo chi proietta, ok? Quindi film internazionali. È curioso perché c'è la curva molto differenziata, cioè abbiamo delle risposte che dicono 0, delle risposte che dicono 10. Sì, andiamo avanti. Ripeto, queste due domande, ecco, adesso è la stessa domanda per chi proietta. Quindi per gli esercenti, che siete oggi la maggior parte, questa domanda è per gli esercenti, dato 10 il numero di film che proietti in un anno, quanti sono made in Sardegna, quanti sono film nazionali e quanti internazionali. Qui forse anche precisiamo, è evidente che i film made in Sardegna sono anche i film nazionali, però l'idea era quella di distinguere quelli che hanno evidentemente una più forte vocazione di richiamo, in quanto realizzati o da talenti sardi e o con appunto la Sardegna quale location principale. Quindi qui ci rivolgiamo maggiormente agli esercenti. Sono 3 risposte date. Ok. C'è qualcuno ancora? Allora, c'è molto una presenza di film internazionali, direi alta. Con differenze, perché vedete che le curve sono molto differenziate. Film nazionali, 1, 3 a 3 curve, e film made in Sardegna. Ok, se volete commentare poi Marcello, se no noi andiamo avanti, c'è qualche elemento. Serenella, scusa, una domanda, ma non dà 10 il totale? È quello che dicevo, siccome loro hanno da 1 a 10 nel cursore, chiaramente dovrebbe ognuno cercare di rispondere in modo che dia 10, no? Altrimenti avresti le medie, invece così vedi proprio le distribuzioni, è per quello che sottolineavo che c'è una differenza, no? Ok. Sì, è chiaro che ci sono dei picchi. Sì, poi magari quando si interviene ci raccontate. Andiamo ancora. Allora, qui invece è guardare un po' il futuro e quindi chiedere quanti ne distribuiresti, stiamo parlando solo ai distributori, se potessi scegliere, cioè quale sarebbe fatto 10 il tuo andamento? Marcello, hai la mano alzata per intervenire? No, perché era andato via l'audio, non sentivo più nulla, non so, credo anche gli altri. Tutto a posto? Ora sì, ma credo che se Francesca è organizzatore forse era andato via il suo audio, quindi...
Qui è importante dire, se potessi scegliere, ovviamente, nel senso, diamo per scontato che tutti possano sempre scegliere, però è vero che ci sono delle logiche del mercato che non rendono completamente libera e magica la scelta del distributore. Quindi qui vorremmo che soprattutto chi si trova, insomma, a poter scegliere i titoli senza vincoli eccessivi di cuore, quali andrebbe a distribuire più liberamente, ovviamente. Vediamo cosa ci dicono. Cioè, problemi di approvvigionamento di prodotto ce ne sono sempre, quindi... Allora, c'è una risposta anche qui con curve differenziate. I film internazionali hanno una, diciamo, una curva alta, intorno al 4, e poi un 0. Saliamo, stessa cosa per i film nazionali, però sicuramente un po' meno, quindi la risposta è questa. E film made in Sardegna, un 3-2-1, ecco. Però l'andamento è uguale. Cosa distribuisco e che cosa vorrei distribuire. Andiamo alla prossima. Stessa domanda per gli esercenti. Quindi quanti ne proietteresti se potessi scegliere? Qui il potessi scegliere è ancora più benaugurale, nel senso che è proprio quello che diceva Marcello, la possibilità di approvvigionamento di titoli per l'esercente ha evidentemente dei vincoli non interamente dipendenti dal proprio portfolio. C'è un intervento in chat di Michele Casula che dice: nei desiderata c'è più Sardegna, ma infatti adesso poi diamo subito la parola a lui che così commenta anche un po' i dati. Quindi quanti ne proietteresti se potessi scegliere? Aspettiamo ancora un attimo e poi mostriamo i risultati. Questa domanda è per gli esercenti. Su che base lo dice Michele? Che ancora non ci sono risultati. Adesso no, sulla precedente. No, su quelle precedenti, Marcello. Ah, ok. Era appena più alto. Ma lievemente rispetto. Però. Lievemente, sì, sì. Vediamo. Qui è invece più evidente. Qui invece proprio decisamente i film internazionali hanno le curve completamente spostate sul, direi, 4 e 5. I film nazionali tra il 2 e il 4. E film in Sardegna siamo tra l'1 e il 2. Forse perché sono più reperibili sul mercato e quindi Nevina. sanno di poterli scegliere. Ancora? Sei disposto a fare programmazione in lingua originale? Questo è un sì no netto. Ci aiutano poi a entrare nel tema e iniziare a riflettere di... Mostriamo? Direi che c'è un'unanimità. Quindi un 100% disposto a fare programmazione in lingua originale. Vediamo la successiva, che è collegata. Se già la fai, con quale frequenza? Quindi qui avete la possibilità di scegliere tra giornaliera, settimanale, mensile o episodica. Ogni tanto abbiamo nuovi ingressi, diamo un benvenuto. Poi tu dimmi, Francesca, quando ci fermiamo, forse... Ok. Quindi un 38% episodica, ma c'è anche un 25 tra mensile e settimanale e un 13% giornaliera. Quindi c'è anche qualcuno che fa questo. Guardando il futuro, se la vorresti fare, come diceva prima Nevina, un po' liberi dai vincoli, ecco, un po' più guardando il sogno e il futuro, se la vorresti fare, quindi tutti perché avete detto un 100% che la volete fare, con quale frequenza? Sì?
si sposta, quindi non più episodica, ma si sposta sul giornaliera per il 43% e un 29 e un 29 settimanale mensile. Qualche altra risposta? È un dato molto incoraggiante questo. Davvero, Nevina commenta, un dato molto incoraggiante. Molto incoraggiante perché Sì. dobbiamo, ecco, chiediamo magari che nei commenti che verranno fatti in seguito si spieghi anche quali sono i fattori che in questo momento bloccano questa continuità, perché talvolta c'è un problema di reperibilità di prodotto, ma sono sicura che verranno fuori delle altre cause sulle quali lavorare insieme, perché questo è un buon obiettivo da raggiungere, insomma c'è evidentemente un'intenzione e disponibilità. Benissimo, adesso vi facciamo ultime domande. Questa è una domanda aperta, quindi scriveteci ciò che è la vostra appunto realtà esperienza. A causa della pandemia di Covid-19 è riscontrata una drammatica trasformazione dell'attività di programmazione. Portate un contributo libero che adesso scorreremo, leggeremo rapidamente, poi anche questo per aprire invece la discussione. Quindi vi lasciamo qualche momento di riflessione. C'è ancora una domanda, poi passerei la parola a Nevina per presentare Michele Casula e dopo andiamo a riflettere sui diversi temi. Possiamo magari iniziare a visualizzare qualche contributo. Allora, nessuna drammaticità, solo sovrapposizione di prodotto che impedisce una programmazione di lungo termine, un drastico crollo delle presenze over 40 che rende fortemente antieconomico, legacy grosse perdite settimanali, proiettare film italiani o film di qualità. La programmazione è stata davvero molto difficile da riprendere per esercenti, ma anche per difficoltà del pubblico. Si sono accorciate le finestre dei film, le percentuali di noleggio alte e invariate, multiprogrammazione negata. Durante il primo periodo di riapertura nel 2020 mancavano i film, nel 2021 ci sono buone uscite, il pubblico si sta riavvicinando al cinema, quindi segnali positivi. Nei momenti di riapertura delle sale abbiamo sostanzialmente ripreso sia con le prime visioni sia con le rassegne. La trasformazione riguarda i protocolli di sicurezza e ancora qualche timore da parte del pubblico a frequentare le sale. È stata scardinata la fiducia degli spettatori e dobbiamo riportare in sala, riportare il pubblico in sala. Marcello, Nevina? Mi sembra che questa possa essere... Scusa Marcello, vai tu. No, sono interessanti perché una parte sono, diciamo, temi contingenti legati strettamente al Covid e a tutte le implicazioni del tema Covid sanitario, e altre sono più criticità di mercato, che quelle, come tutti noi sappiamo, rischiano di rimanere come, insomma, persistenti o permanenti come effetti, o addirittura erano temi che già leggiavano da prima, come multiprogrammazione, il problema delle finestre, eccetera. Quindi c'è un po' tutto quello che ci immaginavamo ci fosse. Ora sono curioso di sentire gli interventi. Sì, se vogliamo possiamo passare direttamente
con questa, Michele, Nevina, avevamo solo l'altra sul VOD, ma possiamo farla dopo. Quindi No, se vuoi possiamo chiudere con la VOD, però pensavo che già questo dato è un quella tema... sul VOD invece secondo me è interessante. Va bene, allora ve ne facciamo solo un'altra, poi la parola a voi. Poi chi parla sempre lì a terra, cioè... Allora, a causa... La domanda era questa, è l'ultima di questa fase. A causa della pandemia Covid-19, hai avuto esperienza da distributore e sales agent per il VOD? Ogni ambito ha i propri acronimi, questo per me era nuovo, adesso ho scoperto. Quindi ancora un minuto, così abbiamo qualche altro elemento per... Poi vi assicuro che 2 ore sono di discussione. Smettiamo di parlare noi e la parola a voi. Forse mostrerei il contributo, vediamo se ci... Nessuna esperienza distributiva, ma solo da utente? No. La lasciamo aperta, quindi se c'è qualche altro contributo portatelo e magari togliamo solo la condivisione e poi lo riprendiamo. Nevina, se... Sì, quest'ultimo dato era abbastanza prevedibile, nel senso che avendo prevalentemente esercenti collegati, il tema degli over the top e del VOD è in realtà un tema da integrare nel dibattito, mentre evidentemente come dire, la risposta del solo da utente ci riguarda tutti in qualche modo. Diciamo, la fotografia che emerge da questa prima nostra indagine interna è interessante, credo che abbia solleticato un po' il palato di Michele Casula, che come ricorderete ci ha affiancato in vari momenti della storia degli ultimi anni nella verifica ed indagine diciamo del feedback che il pubblico dà a vario titolo e a vario livello rispetto al prodotto audiovisivo. Insieme abbiamo costruito i percorsi di verifica ed analisi della reputazione della Sardegna online, desumendola da tutta una serie di test e verifiche che la società di Michele, esperta proprio in indagini di mercato a 360 gradi, in realtà focalizza proprio rispetto al prodotto audiovisivo, sia questo il film candidato agli Oscar, piuttosto che il prodotto incredibilmente territoriale a fortissima vocazione regionale anche nel contenuto, come era accaduto per L'uomo che comprò la luna, ma anche rispetto alla dimensione comparativa delle diverse offerte del prodotto nazionale, sia in relazione alla propria competizione interna che rispetto invece alla faticosa lotta di sopravvivenza quotidiana nella programmazione delle sale italiane rispetto al prodotto estero generalmente proveniente dai grandi gruppi. Sei frizzata? Non so se vale solo per me. No, ogni tanto perché abbiamo problemi di linea dal maltempo che abbiamo a Cagliari da ieri, quindi Michele direi che puoi intervenire. Allora, sì. mi prendo la parola sperando di non andare fuori tema. Da un lato sono contento del fatto che una volta tanto non sono io il primo a dare i numeri, visto che vi siete cimentati invece con questo utile percorso di sollecitazione, anche se nel vedere le prime risposte di ricostruzione del mix di programmazione fra Sardegna, Italia internazionale, e anche nel sollecitare sulla programmazione che vorrei, era chiaro che la sollecitazione in questione si muoveva a cavallo fra cuore e mercato.
nel senso che la prevalenza del prodotto internazionale è un dato strutturale che dipende dal mix dell'offerta disponibile e dipende dalla larghezza del prodotto. Qui abbiamo esercenti che devono programmare 52 settimane, lo devono fare aspirando a ricavi ragionevoli, e quindi la presenza nel mix di tot prodotto Italia, tot prodotto Sardegna necessita per entrambi, anche per il prodotto Sardegna, di una quantità sufficiente di prodotto reperibile con determinate caratteristiche e anche l'eventuale potenziamento della presenza in programmazione di titoli regionali deve radicarsi come presupposto nell'adeguatezza del prodotto in questione. Poi si tratta di capire, giusto per non ragionare in questo contesto con impliciti o convitati di pietra, se poi questo avviene meno di quanto si vorrebbe, in virtù di vincoli alle scelte di programmazione, allora parliamo di quello, parliamo di quello che almeno uno dei contributi liberi emersi nel commentare su le criticità del Covid, non lo cito a memoria, ma c'è chi sollevava la questione dei vincoli alla multiprogrammazione. E allora, se vogliamo, parliamo del fatto che stiamo ragionando di quello che spesso lavora come un non mercato, dove rispetto non solo al prodotto sardo, ma al prodotto nazionale e internazionale, spesso non si riesce a fare la programmazione che si vorrebbe. Allora non so se sono, come dire, fuori tema rispetto al capitolo dei desiderata. Si tratta di capire se da questo punto di vista, ma anche da altri, anzi provo a lanciare, come dire, un titolo auspicio che poi ciascuno può essere libero di riempire con determinati obiettivi. Cioè, a me piacerebbe che la Sardegna diventasse un po' luogo della sperimentazione distributiva. E ci sono diversi presupposti per poter come dire, fondare questo. Cioè, se vogliamo agganciarci al fatto che una parte dell'efficienza di mercato del mondo della distribuzione dell'esercizio cinematografico deriva dal fatto che domanda e offerta non vengono lasciate pienamente libere di incontrarsi e incrociarsi. Ha senso proporre la Sardegna come territorio dove per 6 mesi, un anno, vale il liberi tutti, e quindi se voglio un titolo me lo date, se lo voglio programmare per un certo numero di spettacoli non vi arrabbiate, e si vede laicamente se a parità di condizioni strutturali gli esercenti che vengono lasciati liberi di fare, nel senso pieno del termine, la programmazione che vorrei, portano a casa dei risultati migliori. Perché quando questo non avviene, quando non vi danno un film, il presupposto è un'assunzione non validata del fatto che l'idea che hanno in testa di politica distributiva e commerciale sia più efficiente. Quindi ritengono di portare a casa i distributori in questione dei ricavi maggiori se a Tizio non lo do, a Caio sì, lì c'è il multiplex, siete troppo vicini, oppure se lo fai devi farmi tutta la settimana con 3 spettacoli. Fermi tutti. Fammi fare a me, esercente, quello che probabilmente so far meglio, cioè cogliere la sensibilità, con la mia sensibilità, le specificità della mia domanda, e fammici lavorare col giusto tasso di libertà. E siccome in giro delle deroghe le si sta riconoscendo a certe politiche distributive, per cui vedo, non ne conosco dietro le quinte, che amiche del Beltrade talvolta riescono a ottenere delle eccezioni e dice sì, ok, ti faccio Almodovar, ma te lo faccio con una scacchiera che ottimizza il mio essere monosala. Perché adesso la mia idea è che
non ci si possa più permettere in questo mercato, non ci si possano più permettere le n sacche di inefficienza che negli anni si erano comunque cristallizzate, perché nei periodi di scarsità, come dire, quello devi fare. Adesso io non mi sono preso la briga di vedere i dati di dettaglio della Sardegna e capire se la velocità della ripresa per gli esercenti sardi è in linea con quella nazionale o se c'è un ritardo o se ci sono anche delle sorprese invece di velocità di riavvicinamento al box office pre-Covid. Nel caso, se ci fossero peraltro delle situazioni virtuose, varrebbe la pena di ragionarci e di leggerne i presupposti, e anche questo può essere un obiettivo. Un obiettivo può essere quello di mappare la realtà dell'esercizio isolano e vedere se, anche retrospettivamente, e vedere se ci sono delle best practice da esplodere e da raccontare. Ma se volete anche allargando lo sguardo, nei mesi scorsi io ho avuto un piccolo ruolo in attività formativa per conto dell'ACEC, le sale della comunità, e che con un contributo in parte nostro, nel senso che ci hanno chiesto di somministrare dei questionari alle varie sale e di capire se quali potevano essere i presupposti del chiudere in attivo, in pari o in passività in una serie di caratteristiche strutturali e di scelte organizzative di programmazione di quelle realtà. Ma in parallelo, forse con delle chiavi ancora più interessanti rispetto a quelle che abbiamo tirato fuori noi, c'è Filippo Cerata dell'Università Sapienza di Roma, che ha fatto una geomappatura molto particolare, ha analizzato le performance delle singole sale ACEC a partire dai bacini territoriali sui quali lavoravano. Cioè ha provato non solo, ma quindi in base a quanti fossero gli spettatori potenziali in un determinato raggio o in una cosiddetta isocrona, quante persone potrebbero raggiungere quella sala entro un'ora. Ragionando poi sui diversi tassi di trasformazione, cioè diverse sale a parità di bacino lavoravano meglio o peggio rispetto ad altre, anche tenendo conto di quanta concorrenza avessero o non avessero. Siccome in questo quadro ha fatto emergere che magari c'erano delle sale che pur avendo concorrenza e pur avendo bacini relativamente più bassi riuscivano a lavorare meglio, la fase 2 che sta per aprirsi è quella di isolare questi 4-5 casi ed andare in verticale a capire quali fossero i presupposti di questo performare meglio. Secondo me la replica di una diagnostica sugli elementi virtuosi potrebbe essere un tema di studio da portare anche in Sardegna, in maniera tale da apprendere reciprocamente da chi in qualche modo opera meglio. C'è tanto da capire anche su come si lavora sulla propria utenza. In tanti creano dei database di utenti, di spettatori che sollecitano più o meno proattivamente, regolarmente, vedere chi lo fa in maniera più sistematica, qual è, come dire, la percentuale di sbigliettato che si associa a utenza nota e profilabile. Il conoscere al meglio i propri spettatori è un elemento a valore, nominalmente restituibile anche al mondo della distribuzione con dei meccanismi di reciprocità. Non scordiamoci che il mercato theatrical lavora alla cieca attualmente ancora per quanto attiene alla profilazione degli spettatori, nel senso che tutti sanno quanti biglietti si staccano e a differenza di quanto avviene nel mondo delle Audi, non c'è un profilo sociodemografico degli spettatori del film X e del film Y e ognuno spara il proprio secondo me, mentre il conoscere in maniera più puntuale i propri spettatori è spesso
presupposto anche, o potrebbe essere presupposto di scelte di programmazione più efficienti. È corretto quello che diceva uno degli esercenti, sempre nei box liberi, che le resistenze al riavvicinamento alla sala stanno arrivando principalmente lì scriveva dagli over 40, probabilmente dagli over 50, ma studi sia nostri ma anche statunitensi sui primi mesi post riapertura hanno stimato che percentuali dal 40 al 50% del box office era ascrivibile agli under 34. Questo è un dato interessante perché da tante parti si tirava fuori l'auspicio, fondato o meno, di dover riavvicinare proprio quel segmento di pubblico alla sala. In realtà questo era vero solo in parte, perché già in fase pre-pandemica rispetto alla media degli italiani gli under 34 andavano meglio, ma questo ciascuno nel suo, questo guardare con più attenzione all'esperienza teatrica, anche il mondo dell'esercizio sardo è magari chiamato a interpretarlo in maniera più sfidante, facendosi venire in mente delle iniziative che possono essere sulle corde anche di questo pubblico giovane, un po' più aperto all'esperienza di intrattenimento socializzata di quanto non siano altri segmenti di spettatori. Va gestita comunque anche la consapevolezza della cautela degli over 50. Insomma, ma non mi voglio adesso perdere in esempi specifici, ma magari poi lo lascerei alla parte dialogica e interattiva, però tornerei alla suggestione aperta che ho lanciato all'inizio e all'invito, ciascuno con le proprie ipotesi, a riempire di obiettivi la questione del Sardegna luogo della sperimentazione distributiva. Perché, penso che mai come adesso si potrebbe trovare spazio per delle deroghe. Stanno andando talmente tutti per tentativi ed errori. Guardate gli andivieni di Disney nelle sue politiche distributive, cioè nessuno ha una soluzione scolpita nella pietra su quale sia il mix, su quale sia la modalità ottimale di gestione dei percorsi distributivi. Per cui adesso più che in qualunque altro momento penso che ci sia spazio per le deroghe. Lascio a voi l'individuazione di quelle che potrebbero essere le deroghe. Completo il quadro solo con altre due suggestioni che mi è capitato peraltro di spendermi in contesti dove poteva sembrare anche pericoloso farlo, nel senso che tra le cose che sono accadute, che stanno accadendo in questo periodo, c'è per esempio anche c'è una major che ci ha chiesto nei mesi scorsi di fare una survey proprio sugli esercenti. Adesso dubito che sia capitato anche a voi, ma non per un fatto discriminatorio, ma perché abbiamo lavorato su numeri piccoli, perché poi su quel campione prevedeva sia rappresentanza dei circuiti, insomma, di UCI ed Space, ma c'era anche molto spazio per gli indipendenti. Lì il tema era più sul come ottimizzare il flusso informativo dal distributore all'esercente, perché poi le performance di prodotto sul territorio fossero le migliori possibili. Ma è chiaro che anche in quel caso è saltato fuori il convitato di pietra, è saltato fuori l'auspicio di una maggior libertà di mercato e quindi delle scelte di programmazione. È saltato fuori in maniera diretta o indiretta il tema che ho ribattezzato come dell'ecologia distributiva. Ecologia distributiva vuol dire che, a mio avviso, non ci si può permettere più il sovradimensionamento delle uscite. Le 300 e passa sale per un titolo come quello del Dottore, Nabatantuono e Matano, eccetera, è proprio da
che per essere assecondata necessita di smontare tutta una serie di titoli che magari avevano ancora un po' di benzina. Queste robe qua non devono più accadere, quindi è nell'interesse di tutti, così come il mercato probabilmente fatica a reggere quella che è già ridiventata prassi di ogni settimana dell'infornata di 6, 7, 8 nuovi titoli. In sala ci devono andare meno titoli, il tempo medio di permanenza dei titoli in sala deve essere maggiore e quindi il numero medio di sale in cui un titolo è presente deve necessariamente diminuire, e questi percorsi più lunghi di permanenza in sala devono essere accompagnati anche da modalità distributive di programmazione anche innovative. Ne abbiamo degli esempi anche in questi giorni. Il tipo di percorso che sta facendo i giganti, che in passato ha fatto l'uomo che comprò la luna, cioè il fatto che certi titoli siano presenti in ogni momento contemporaneamente in un numero relativamente limitato di sale, ma che li si accompagni con degli sforzi di cui adesso non conosco il dettaglio dell'implicazione economica, so bene che dietro operazioni di questo tipo il ruolo della Film Commission è fondamentale. Le si può modellizzare esperienze di questo tipo, se ne può fare l'esempio di come l'esperienza anche di chi va in sala possa essere qualificata anche da una maggior ricorrenza di esperienze che li portano in contatto con alcuni talent, col regista, eccetera. È un pezzetto dell'auspicato disegno di qualificazione dell'esperienza teatrica che diversamente rischia sempre di essere sfidata dall'alternativa del divano, i cui numeri sono in costante crescita, ma che di loro, come dire, non determinano un trade-off automatico rispetto alla sala. Però chiudo con una metafora che è quella dell'innalzamento dell'asticella nella percezione dello spettatore, perché valga la pena di guardare quei 5, 6, 7, 8, perché ahimè le medie nazionali non sono elevatissime, film in sala. Quindi il prodotto da una parte deve essere all'altezza, il tipo di esperienza che si organizza in sala lo deve essere allo stesso modo. Chiudo grazie. Qui. Michele, grazie, hai sollevato tantissimi elementi. C'è qualcuno che ha qua soltanto le coglionate che ecco. la Sardegna Film Commission. C'è qualcuno collegato che ci sta dando dei simpatici aggettivi. Vediamo chi è. Stiamo invece effettivamente entrando in una dimensione in cui l'auspicato tema dell'ecologia distributiva è corretto e hai ragione a richiederla come uno degli orientamenti su cui confrontarci. Hai sollevato anche il tema della diagnostica sugli elementi virtuosi, che è un ragionamento che evidentemente riguarda direttamente il lavoro da fare anche rispetto all'attivazione di strumenti che i regolamenti e le norme possono potenziare, e riguardano ovviamente quel generale ripensamento normativo che ci vede qui riuniti. Sono contenta perché nel frattempo si è collegato anche in rappresentanza della Consulta regionale del cinema Guglielmo Aru, che saluto e che insomma sta seguendo già ormai da quasi un anno l'attività degli applicativi della norma, anche con non poche come dire, sforzi di miglioramento e di ottimizzazione. Intanto ripasserei la parola a Serenella, perché avevamo iniziato l'intervento di Michele mettendo un attimo in stand-by gli incontri di presentazione dopo il primo giro di numerizzazione delle presenze e caratterizzazione della loro Sì, grazie. Io presenza. infatti avrei un po' l'urgenza di partire con il piano appunto della discussione che avevamo strutturato, però chiaramente le suggestioni, gli input che ha dato l'intervento di Michele Casula sono, immagino, per voi molto interessanti. Questo discorso della Sardegna luogo della sperimentazione distributiva. Quindi anche se brevemente, se ci sono dei feedback in particolare sull'intervento di Michele, sugli spunti che ha dato, chiederei di intervenire, e quindi anche insomma con un'alzata di mano o scrivendolo rapidamente in chat per avere uno scambio su questo punto, e poi passerei invece alla parte di discussione
di discussione strutturata sui diversi ambiti che vi ho presentato all'inizio, quindi le finalità della legge, i criteri, i bandi, gli incentivi, eccetera, la formazione, via. Quindi se c'è qualche intervento, non so se nel frattempo Nevina Guglielmoaru vuole intervenire. Sì, quindi se volete interagire e rispondere e dialogare su ciò che ci ha presentato, che ci ha raccontato Michele Casula, ditemi, va bene? Rapidamente, Guglielmo, così se andiamo vuoi avanti fare un con i nostri lavori. saluto, anche se ti buttiamo un po' in mezzo alla riunione, tu sei qui ovviamente in rappresentanza della consulta regionale del cinema, che ha avuto pochi incontri di fatto, diciamolo, fino ad ora. Se vuoi fare un saluto, Guglielmo, ti diamo la parola adesso e poi riprendiamo il giro di tavolo con gli esercenti. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Perfetto. Innanzitutto un buongiorno a tutti, ben incontrati. Per me è il primo intervento che faccio in questa riunione sul cinema. Sono un po' dispiaciuto perché ne sono venuto al corrente per vie diverse, non per vie ufficiali, in quanto il nostro impegno della consulta vorrebbe essere più attivo di quello che fino adesso è stato. E quindi invito anche la Film Commission a darci eventualmente qualche comunicazione in più quando ci sono eventi di questo genere, perché come ben sapete la consulta è interessatissima al rinnovo della legge cinema e tutto questo è fruibile e servibile per quello che dovrebbe essere il nostro scopo. Quindi non mi dilungo oltre e ascolterò con molto interesse i vostri interventi. Buon proseguo, grazie. Molto bene, grazie davvero. Quindi se non è stato presente al kick-off meeting della scorsa settimana, abbiamo video, magari mandiamo appositamente il video della registrazione con il report dei lavori. Quindi se c'è qualche intervento di feedback, se no direi che allora andiamo avanti. Secondo me possiamo procedere, sì. Perfetto. Allora chiedo a Francesca di visualizzare. Adesso noi diamo una serie di spunti e di domande, quindi vi chiedo di iscrivervi a parlare e di iniziare subito con la riflessione. Come vi dicevo, abbiamo ottenuto le stesse tracce del lavoro che abbiamo fatto nell'incontro precedente con i produttori. Diciamo, la prima apertura di riflessione riguarda le finalità della norma, da cui chiaramente poi, come diceva Marcello all'inizio, tutti i decreti attuativi hanno origine, e in particolare volevamo approfondire due temi che sono l'interesse regionale, quindi avevamo posto una serie di domande legate all'interesse regionale, e all'ampliamento dal cinema al prodotto audiovisivo. Ciò che voi interessa nelle finalità e obiettivi lo trovate anche in rosso, quindi in particolare il comma B, sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione, la partecipazione a rassegne, festival, eccetera, e l'articolo 4 che è proprio rivolto alle opere di interesse regionale. L'articolo 4 dice: gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame. In realtà poi i decreti attuativi, come sappiamo, hanno dato spazio prioritario al legame diretto del contenuto con la Sardegna. La domanda che vi vogliamo porre è proprio questa: premessa quindi che le politiche sinora sono state orientate all'interesse regionale, che impatto ha avuto questo sulla distribuzione? Quindi magari su questo, se volete, iniziamo a dialogare, iniziamo con una riflessione. Poi passeremo ad altri aspetti che vi, come dire, coinvolgono anche in maniera più... Anche se poi abbiamo visto, Nevina, che anche i criteri, poi parleremo anche di criteri e di punteggi attribuiti ai diversi criteri, hanno sempre, anche per ciò che riguarda gli investimenti, sempre un criterio, diciamo, un peso maggiore sull'aspetto dell'interesse regionale. Sì, chiaramente qui abbiamo, sì, è evidente che dobbiamo appunto cercare di rafforzare nella
nella riflessione che vi chiediamo di condividere questo aspetto, no? Da un lato una vocazione e ambizione anche a poter ospitare l'eterogeneità dell'offerta di prodotto, che il catalogo soprattutto adesso diciamo all'indomani dalla riapertura a pieno regime delle sale è un catalogo molto addensato, anche diciamo un po' bombato davvero da tantissimi titoli e tante prime visioni. Dall'altro lato però la nostra esigenza, lo abbiamo visto in queste settimane, di poter trovare degli spazi tutelati o garantiti per il prodotto made in Sardegna in particolare, che è un'esigenza che appartiene alla questione anche della finalità della legge regionale, che vuole garantire al prodotto sostenuto anche una solida coda distributiva e uno spazio che in qualche modo, come accade in altre regioni in Italia, possa essere un po' più regolamentato, ecco, non solo dalle pure leggi di mercato. Bene, quindi apriamo la discussione, ci fa piacere sentire i punti di vista di tutti su questo. Chi rompe il ghiaccio? Io vedo poche telecamere accese del gruppo a cui ci rivolgiamo oggi in particolare, quindi se riuscite a raggiungerci. Quindi primo tema sull'insieme della norma e sulle finalità, quindi in particolare sull'interesse regionale e sull'apertura anche al prodotto. Abbiamo sicuramente perfetto. Salvatore Mereu, diamo la parola a lui. Vi ricordo solo interventi brevi, mi piacerebbe che su ogni punto interveniste tutti. O alzata di mano o scrivete in chat. Salvatore Mereu, prego. Io non sento, non so se è un problema di audio. Neanche noi. Non sentiamo, Salvatore. È un problema tecnico del computer, non so se vuol provare, perché adesso è aperto. No. Non la sentiamo. Vediamo il labiale. Può fare un tentativo di uscire dalla Zoom e rientrare, magari dando l'ok sull'audio. Probabilmente c'è stato un passaggio saltato. Nel frattempo posso dare la parola a qualcun altro dei colleghi? Perfetto. Anche così potete prendere la parola. Più timidi dei produttori, devo dire. Posso intervenire? Alessandro, ti sei sentito chiamato? Prego. No. Diciamo che in questo parterre probabilmente sono tra i pochi che occupa entrambe le posizioni in qualità di esercente, che è la mia attività prioritaria assolutamente, ma anche in qualità di distributore. E quindi posso dare posso dare un contributo in modo più ampio a questa discussione. Diciamo che i presupposti per valutare bene la situazione, a mio avviso, non sono stati applicati e non sono stati affrontati in modo esaustivo. Io parto da alcuni dati e chiedo il supporto di Michele Casula che fa questo per mestiere e quindi io non ho, come dire, contezza esaustiva, ma dati molto empirici, ma che mi permettono di lavorare quotidianamente col prodotto da distribuire. La Sardegna ha in assoluto il più basso numero di schermi in relazione alla popolazione presente nella regione. Quindi siamo proprio all'ultimo posto
per rapporto numero schermi popolazione. Se escludiamo alcune strutture che fanno da, come dire, catalizzatore, accentratore di una presenza puntuale, quale la multisala, senza voler fare tanti nomi, di Nuoro, la multisala di Oristano, posso dire che nella totalità delle due province, Oristano e Nuoro, esiste solo una struttura con 2 schermi. Quindi stiamo parlando di mezza Sardegna, Oristano, Nuoro, che ha 2 schermi a disposizione per poter fruire del prodotto cinematografico. Sembra Cagliari messa molto meglio rispetto a questo, ma in realtà è completamente sbilanciata sui 4 multiplex che incidono sulla città, perché se arriviamo a 50, 45, 50 chilometri da Cagliari comprenderei anche quella di Iglesias. I 2 The Space è un ex UCI ormai, chiamiamolo Notorious Cinemas, perché dal 1° di febbraio avremo un cambio di nome, ma la struttura è quella. Togliendo queste 4 realtà, anche Cagliari è completamente, quando parlo di Cagliari parlo di provincia, ovviamente è completamente vuota di attività cinematografica intesa come esercizio, come sala cinematografica, perché qui dobbiamo distinguere il valore della sala e quindi della struttura dalla, diciamo, offerta cinematografica, che a mio avviso è un rivolo che disperde attività e promozione. Cioè ben vengano tutte quelle iniziative delle associazioni che operano sì sporadicamente, ma anche con una certa continuità, ma che fanno sì che alla fine un modo di distribuire venga disperso, si perda in una poca coerenza nelle uscite e nella poca capillarità nel raggiungere tutti i territori della Sardegna. Quindi dobbiamo partire da questo, cioè manca totalmente la figura dell'esercizio in Sardegna. Stiamo sempre più andando a ridurci come esercenti, le sale sono sempre più, diciamo, ogni anno qualcuno rinuncia a esercitare questa attività. C'è da fare anche un ulteriore ragionamento oltre alla struttura. Devo essere assolutamente, ma spero di sbagliarmi con forza, ma io non vedo giovani che vogliano intraprendere questo tipo di attività, quindi vedo come dire come dire, una categoria che sta andando lentamente ad estinguersi. Su questo Alessandro poi torniamo perché parliamo proprio di formazione di nuova impresa, quindi in questo ci aiuti dopo, che è un'analisi che interessa molto. Ora, questi sono gli elementi da cui bisogna iniziare a ragionare, secondo me, prima di fare discorsi su finestre, prodotto e quant'altro. Cioè, va di pari passo la morte della sala e l'essere ininfluente per certi settori e per certi prodotti l'uscita in sala. Perché ininfluente? Perché a questo punto è chiaro che il video on demand, le piattaforme, l'internet, l'uscita sporadica fatta, come dico io, ben vengano per carità, ma fatta in librerie, auditorium, piccoli festival estivi. Tutto questo aiuta il produttore a rendere, come dire, economicamente a far quadrare il proprio progetto produttivo, ma assolutamente la filiera andrà necessariamente a morire, perché non esiste la filiera.
quando parliamo di distribuzione, l'attuale legge cinema dà un contributo ai produttori per poter, come dire, aiutare la promozione del film. Non è questa la distribuzione. Questo è un tema centrale per oggi, adesso lo vediamo. Perfetto. Il lavoro del distributore. Dobbiamo partire un po' anche dalle fondamenta, dal valore della sala, della struttura. È chiaro che se uno, cito il mio caso, che sono stato, come dire, un grande temerario, deve investire 3 milioni di euro per acquistare e ristrutturare una struttura in pieno centro della città, ma ci pensa 1000 volte prima di farlo, ma non 1000, 3 milioni di volte ci pensa, perché a parità di volumetria magari mi conveniva fare un bell'hotel che a Sassari manca, magari mi conveniva fare uno spazio, utilizzarlo in modo completamente diverso. Ora, per contro dico la Sardegna, perché c'è contezza, perché ci lavoro facendo anche le proiezioni, service in giro, è piena di teatri, è piena di spazi, è pieno di luoghi che potrebbero essere utilizzati per fare attività cinematografica e questi non vengono concessi. Quindi c'è un problema, ci si aspetta che l'esercente faccia solo una programmazione. L'esercente nasce prima di tutto nel trovare la location, quindi trovare lo spazio, costruire la sala. Qui dobbiamo ragionare sul valore della sala come punto di aggregazione e di visibilità per la città, come punto di vitalità urbana. Le attività poi verranno quando ci sono operatori che hanno la possibilità di lavorare sulla struttura e poi, come dire, il prodotto è un di più, ma se io non ho la sala, se non ci sono le strutture, non possiamo parlare di esercizio, non possiamo parlare di distribuzione. Chiedo scusa. Alessandro, è chiaro? Io parlo, ma poi mi rendo conto che magari catalizzo troppo la... No, hai messo il focus su un aspetto che è fondamentale nella discussione di oggi, su cui poi torneremo, perché andremo a vedere esattamente che cosa ha finanziato e finanzia la norma per quanto riguarda ciò che tu dici e che cosa manca. Quindi ci torniamo. Darei la parola a Salvatore Mereus, e nel frattempo ha ripreso l'audio, e chiede la parola a Gianfranco Ibba. Mi sentite adesso? Sì. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. Chiaramente le parole di Sandro allarmano, perché lui ha ragione quando dice non esiste prodotto se non esiste un luogo dove mostrarlo. E io ho molto a cuore, come dire, la vicenda dell'esercizio, soprattutto in questo momento storico, perché, come ha detto lui, bisogna essere davvero coraggiosi per continuare a praticarlo e quindi certamente in questo passaggio storico fondamentale, che assomiglia quasi al passaggio dalla carrozza a cavalli al motore a scoppio, chi fa esercizio deve essere assolutamente protetto, perché considero nell'esperienza cinematografica l'esercizio ancora centrale, fondamentale, e in qualche modo può ancora, se si decide di credere, può determinare la vita di un titolo anche nelle finestre successive, anche nelle piattaforme. Anche perché lo scegliere la piattaforma può essere anche pericoloso, perché la piattaforma funziona per algoritmi e decide a un certo punto soltanto quale prodotto accettare, quale prodotto immettere, e in parte questo avviene anche nella distribuzione, perché non bisogna nascondersi che se si fa un film prodotto in Sardegna con le caratteristiche, ad esempio, i film che ho fatto io in questi anni, è evidente che la possibilità di accesso in sala è limitata fortemente anche da una scelta radicale che c'è a monte, che c'è nella scelta della lingua, degli interpreti, eccetera. E quindi film come questi devono poter essere aiutati, e chi decide di scommetterci deve essere messo nella condizione di poterlo fare. Ora, Sandro diceva, la norma aiuta solo i produttori.
Allora, è vero in parte, nel senso che se venisse utilizzata soltanto dai distributori, il rischio sarebbe che, avendo loro nel loro paniere di spese la possibilità di come dire, in un certo senso, utilizzare le risorse come meglio si crede, il rischio sarebbe anche che probabilmente una parte soltanto di queste risorse davvero finirebbe per sostenere il film. E devo dire che la Film Commission in questi anni, io l'ho potuto vivere in prima persona, ha fatto un po' da supplente a questa lacuna della norma e ha in qualche modo aiutato i film che faticavano a trovare una strada presso l'esercizio, li ha aiutati a superare un po' questo gap. Li ha aiutati soprattutto fuori, non tanto in Sardegna, perché effettivamente bisogna anche chiedersi dove più hanno bisogno. Ne hanno bisogno tout court in un momento in cui le sale vengono, come dire, non abbandonate, perché questo non è giusto dirlo. C'è una ripresa timida. Io sono uno che va al cinema 3 volte alla settimana e ieri, per quanto fossimo pochi a vedere Aria Ferma, a Nuoro eravamo una ventina, che è un dato forse non significativo per un esercente che deve pagarsi il riscaldamento, ma è pur sempre, come dire, ancora la manifestazione di un vessillo che resiste e che va tenuto saldo. Per cui c'è un limite, perché bisogna essere onesti nella norma. Io l'ho fatto presente anche agli uffici della regione, poi non so se questo limite può essere risolto con un piccolo emendamento o da solo debba portare al ripensamento invece di una norma che nel suo insieme, a mio avviso, ritengo continui a funzionare. E il limite del fatto, ad esempio, dalla ricaduta che genera nel bando la spesa sul territorio. Quando la norma è stata pensata, probabilmente c'era l'auspicio che anche nel sistema distributivo e soprattutto anche nella post-produzione nascessero delle realtà in Sardegna che poi di fatto in questi anni non sono sorte. E quindi scusami se ti interrompo. Allora, abbiamo questi punti già che avete trattato, li trattiamo in maniera molto specifica successivamente. Okay. Quindi vi chiederei, magari proviamo a stare un po' su questo metodo e interveniamo sul punto in discussione, perché poi apriamo il tema dei criteri, apriamo il tema della norma che appunto apre alle società di distribuzione ma anche a quelle di produzione. Quindi proviamo a fare interventi più brevi e stiamo sul punto in discussione. Vabbè, mi scuso. Perdono. No, lo chiedo perché così l'interazione è un po' più rapida e riusciamo magari a costruire. E la cosa che vi voglio segnalare è che c'è già un bel confronto in chat, quindi vi invito a leggere contemporaneamente anche la chat e poi sentiamo gli interventi di tutti. Darei la parola a Gianfranco Ibba, poi magari passiamo ai temi successivi. Sì, grazie, buongiorno. Adesso siamo proprio ancora sulle finalità della legge, come queste hanno magari impattato sulla distribuzione. Poi entriamo sui criteri e su tutto il resto. Grazie. Cinemarista Oristano, io mi porto sulle spalle 99 anni che ovviamente sono distribuiti su 3 generazioni. Io penso che anch'io di non rientrare a rispondere a quella domanda, però nel mio modo di ragionare io vado per priorità. E allora la priorità di noi esercenti è quello di esistere. Siamo una razza in estinzione, questo è un dato innegabile. E allora il problema della programmazione e tutto quello che ci ruota intorno è sicuramente un problema, ma non è il problema prioritario. In questo momento il mio problema principale è che ho 4 macchine digitali obsolete e le devo cambiare. E le altre le abbiamo pagate di tasca e questa è la mia preoccupazione principale ed è il problema principale, come salvaguardare l'immobile, rimodernare l'immobile, farlo sì che sia più fruibile. Ritorno a quello che diceva Alessandro, cioè senza le sale è inutile che parliamo di programmazione e di tutto il resto. Le sale siamo pochi. Ovviamente c'è il discorso economico, per cui ogni sala deve avere un certo bacino
l'utenza che la possa salvaguardare, perché altrimenti poi non si può andare avanti. Però il punto di partenza è questo. Poi io non guardo nell'orto degli altri se hanno di più, hanno di meno o cosa devono fare. Il mio problema è continuare ad esistere, e se esisto poi mi fa piacere enormemente collaborare per il resto. Questo è il mio punto di vista. È molto chiaro e mi sembra che insomma gli interventi facciano capire qual è il focus per voi come gruppo. Forse allora andrei a toccare rapidamente gli altri temi dove poi si entra in particolare anche su ciò che ci avete già preannunciato essere gli elementi clou. Quindi bandi e risorse economiche legati alla legge, che cosa la legge finanzia, che ovviamente la parte che a voi interessa maggiormente non è quella della produzione, ma sono gli aspetti appunto più legati a diffusione e distribuzione delle opere, diffusione dell'esercizio cinematografico. Mi sembra che il tema, scusami, più che Serenella, questo andiamo direttamente, sì. no, Nevina, alla delibera di giunta, che poi alla norma, all'articolo 9, alla delibera di giunta regionale che dice quali sono i soggetti ammissibili, no, per gli interventi rivolti alle società di distribuzione, società di promozione, di produzione. È il tema degli esercenti, quindi quali fondi, no? Quali interventi, quali incentivi occorrerebbero. Sì, mi sembra esatto che qui stiamo sollevando due questioni. Sì. La prima era emersa dalla anticipazione che ha fatto Salvatore, cioè la relazione tra un contributo destinato primariamente ad un principio distributivo a cui però da un lato è garantito l'accesso anche ai produttori, ma che ha un vincolo di spesa fortemente ancorato a un territorio isolano che di fatto, come ricordava Salvatore, non ha ancora sviluppato i servizi capaci di diventare reali fornitori, no? Quindi c'è questo strano gioco di rimbalzo dove la legge dice sì, tu produttore puoi ricevere dei finanziamenti per promuovere il tuo film a livello nazionale ed internazionale, però devi spendere tutto in Sardegna. E questa è una prima questione che crea inevitabilmente diciamo, un paradosso, analogamente a quello che citava in apertura Marcello Mustilli, cioè legato al fatto che queste sembrano questioni legate solo all'aspetto dei decreti attuativi e quindi ad una dimensione di puro regolamento, ma in realtà è un problema che risiede già in legge. Certo. E quindi forse vale la pena, qui Marcello ci può aiutare, intervenire su questo aspetto che, come immaginate, ha avuto nella gestione delle operazioni un po' acrobatiche, nel senso che credo sia importante rilevare che nella storia della legge addirittura alcune professionalità si sono create proprio per consentire l'attivazione di spese in Sardegna, ma non avevano una loro autonomia imprenditoriale, per cui sono nate e morte quasi con la velocità di una stagione del bando. E questo è un elemento che secondo me vale la pena riprendere. E poi ovviamente sempre in relazione però qui alla distribuzione, non all'esercenza, il tema che più volte è sollevato relativo al tipo di prodotto che si va a costruire, ripeto, siamo consapevoli che questa riflessione riguarda però quanto è stato detto essere un problema successivo per gli esercenti, perché gli esercenti dicono se io non esisto più è inutile immaginare che si possa parlare di prodotto se poi di fatto non avete la possibilità di tenere in vita le sale. Quindi credo che ci sia una certa urgenza a tornare sul tema dell'esergenza subito dopo questa prima lettura di promozione e distribuzione. Perfetto, quindi sentiamo un giro su questo, anche se qualcosa un po' stavate iniziando a dirla. Michele Casula interviene in chat. Fra le spese ammissibili inserire anche eventuali analisi sul mercato potenziale di un determinato film nel territorio regionale nazionale. Ogni opera è un pezzetto di offerta, ma nel settore non si sonda mai la domanda. E poi c'era il discorso delle spese solo in Sardegna, no? C'era anche questo tema. Facciamo un rapido scambio su questo?
Sì, forse sia Salvatore che Alessandro possono portare un contributo sì, specifico. anche perché voi avete oggettivamente più volte segnalato questo aspetto. No? Io se posso, non vorrei Alessandro. monopolizzare la discussione, vorrei lasciare spazio agli altri, però una cosa che assolutamente grida vendetta è che la norma prevede la distribuzione, quindi un contributo alla distribuzione per il singolo prodotto, cioè di fatto non prevede la figura della società di distribuzione che deve necessariamente, per esistere, avere un book di offerte possibili da piazzare sul territorio e negli esercizi cinematografici, cioè devo fare necessariamente quello che vende un prodotto, ma se ho qualcos'altro poi da ridarti, cioè darti una sorta di continuità di vita e di prodotto, di offerta. Io non posso presentarmi con l'uomo che comprò la luna in un qualunque esercizio italiano e poi sparire e non avere più nessun contatto con quell'esercente, perché io non riesco a creare una continuità di lavoro tale da poter poi piazzare l'eventuale film successivo. Quindi la legge, insisto, va bene dare il contributo alla produzione perché diciamo faccia anche sì le analisi di mercato e valorizzi il prodotto, però non prevede già in sé la legge la figura del distributore locale, di colui che ha un parterre di film da proporre, di colui che può andare fuori dalla Sardegna e vendere quel prodotto. Io ho fatto questo lavoro con una decina di titoli, ma senza nessun titoli sardi, ma senza nessun contributo. Quindi la legge quel capoverso va assolutamente modificato, non corretto, cioè deve dare campo libero. Io ho fatto diverse interrogazioni agli uffici regionali dicendo: ma io vorrei promuovere un film, ma vorrei presentare un progetto su più prodotti, perché in quel momento, per fortuna, dalla legge del 2006 adesso ogni anno escono 3-4 lavori e sarebbe bello poterli distribuire tutti insieme presentando un pacchetto congiunto. Quest'anno abbiamo questo book di film prodotti in Sardegna, vado a Cinema Beltrade e gli dico: perché non mi fai questa serie di titoli? Non mi è possibile. Non mi è possibile, nel senso che posso farlo da libero imprenditore, per carità, non mi è possibile avere un contributo per poter sostenere questa azione. E sarebbe un elemento di spinta un po' per tutto il sistema. È fondamentale, certo. poter promuovere in diverse forme di tipo commerciale, chiaramente, il prodotto che ogni anno viene realizzato grazie alla legge. In realtà la legge lascia al singolo produttore, quindi un'azione, come dire, isolata, autonoma, indipendente, la possibilità di promuoversi, ma non si fa sistema in questo modo. Non è pensabile che i singoli poi cerchino i singoli contatti, mentre c'è una figura che ha una rete costante, dei rapporti costanti alla quale si può presentare quotidianamente, anche diciamo a doppia mandata, avendo alcuni, insomma devo citare il mio caso, le sale, quindi posso per contro ospitare prodotti che magari sono prodotti in Friuli Venezia Giulia o in altre regioni, lavori indipendenti, e quindi crei dei rapporti con una cinematografia indipendente. La legge in questo senso non dà nessuna possibilità di creare una sinergia di questo tipo. Posso fare una domanda? Scusate, chiederei gentilmente una precisazione a Alessandro Murtas, perché mi sembrava nella prima parte dell'intervento lui facesse riferimento cioè l'intervento è, in sintesi, lui dice servono aiuti non solo sul singolo film, ma per poter distribuire le società di distribuzione un pacchetto di più film. Però nella prima parte mi pare che si riferisse a più film
li stiamo chiamando Made in Sardegna, insomma, no? Che tanto sappiamo tutti che intendiamo. Cioè quelli incentivati dalla legge per l'interesse regionale, come oggi configurato dalla normativa. Però su quest'ultimo accenno del Friuli non ho capito, invece ti riferiresti anche a pacchetti che sono più compositi? Cioè che sono No, se pacchetti capisco nello scambio, nella relazione, nel fare networking, Alessandro. Dico che chi fa il distributore riesce a creare delle reti che permettano uno scambio di un prodotto indipendente. Se la cosa viene lasciata alla iniziativa del singolo progetto e quindi il produttore che si costruisce un suo contatto e va. Io faccio adesso l'esempio di questi giorni di Bonifacio che con grande difficoltà sta riuscendo a passare il proprio prodotto, il proprio film da una sala diciamo una cinquantina di schermi in tutta Italia. Manca cioè diciamo, una struttura che possa farlo con una certa continuità. Io se vado a distribuire il prodotto di Salvatore Mereu, adesso che usiamolo perché è l'unico produttore qui presente in questo momento, o perlomeno che l'ho qui davanti a me, ma non posso più andare a fare la distribuzione del film di Bonifacio. Questo è un limite della legge. Io questo dicevo, cioè chi ha già una rete di contatti non può distribuire più di un film all'anno. È chiaro. È molto chiaro, mi sembra. Non so se ci sono altri interventi su questo. Quindi si tratta di ampliare, di prevedere questo aspetto. Grazie. Altri riscontri? Salvatore, prego. Sì, allora vorrei rispondere a Sandro in merito perché voglio dire, lui sa quanto, come dire, tutti noi abbiamo a cuore poi la vita del film in sala e quanto teniamo proprio all'esperienza della sala e al rapporto col pubblico, e ne prova il fatto che spesso andiamo a presentare i film e ad accompagnarli. Ora, il problema che solleva lui in realtà non è che si risolve così con un emendamento, cioè se tu ti cerchi un distributore e nel momento in cui cominci il percorso virtuoso del film, fin dalla fase dello sviluppo, come peraltro ti chiede anche il Ministero, e lo devi già indicare perché avere un distributore già nel momento in cui parti con lo sviluppo dà premialità al progetto, è poi difficile, come dire, toglierlo fuori nella parte finale della vita del film. Cioè, se Sandro, come dire, a un certo punto decide che la sua mission è anche quella di distribuire dei film su tutto il territorio nazionale e decide di buttare il cuore oltre l'ostacolo, facendo un listino di film che nascono qua, uno poi sceglierà anche la sua etichetta rispetto ad altre e a quel punto potrà lui stesso beneficiare dei sostegni che già ci sono. Ma se io ho, come dire, ceduto i diritti del mio film alla Lucky Red, come è avvenuto con l'ultimo film, come era avvenuto con i primi due che sono usciti, io ho fatto un'esperienza di distributore soltanto col mio terzo film, ottenendo dei risultati tra l'altro interessantissimi. Io non posso poi dire alla Lucky Red scansati perché adesso avrei una persona molto più adatta che ha probabilmente e avrebbe probabilmente maggiore motivazione a gestire il mio titolo con un listino che ha una sua riconoscibilità. In questo caso si diceva fa un bouquet, un pacchetto di film legati alla Sardegna, perché mi risponderebbero picche per primo i distributori nativi. Quindi si tratta a quel punto di decidere di fare il distributore a tutti gli effetti. E io ne sarei felice se lui, come dire, poi mi garantisse la possibilità di accedere in sala, come forse la sta garantendo adesso, non so, ai giganti o ai film che ha avuto sotto mano. Ma il problema però non finisce solo con la circuitazione in Sardegna, bisogna poi garantire un'uscita nelle sale, e Sandro conosce bene quali sono le regole, sa che il circuito ha delle regole difficili da forzare, da espugnare,
e sa anche che quando c'è pressione di prodotto, se un film sta anche andando bene e non raggiunge una certa media, viene comunque smontato, perché giustamente gli esercenti, che devono pagarsi l'affitto, devono pagarsi il riscaldamento, devono rinnovare il parco macchine, non possono neanche probabilmente rischiare di avere una performance leggermente in flessione rispetto a quella della settimana precedente. Dov'è che si colma questo gap? Con i mezzi che ti può dare la distribuzione. Ora, se lui, come dire, volesse in un certo senso adottare questa mission, io credo ne saremmo tutti felici e non ci sarebbe nessun problema, e sarebbe lui a chiedere per noi i soldi per quel che riguarda la distribuzione di un film. Però si entra in un territorio che è minato, perché la distribuzione come dire, è un terreno oggi davvero minato, dove si va, come diceva prima Michele, un po' anche a tentoni. Oggi vedo che vengono rilasciati tutta una serie di titoli che meriterebbero maggiore attenzione e che si scannano tra di loro perché vanno a pescare nel pochissimo pubblico che è rimasto. Sentiamo grazie Salvatore, sentiamo qualche altro punto di vista. Posso chiedere una cosa ad Alessandro? Certo, giusto per, certo Michele, certo. Per capire se ho capito, sì. Nel senso che a me è sembrato che il suo auspicio fosse quello di attivare anche degli strumenti di cui possa beneficiare il soggetto distributore nazionale, cioè sganciarsi dall'ancoraggio al singolo prodotto, per consentire alla tipologia di soggetto, distributore regionale, di costruire un mix di offerta e operare sul mercato con maggiore potere negoziale, perché se il contributo segue il prodotto e se non c'è nessuno strumento che possa aiutare la tipologia di soggetto distributore a vocazione prevalentemente regionale, perché, perdonatemi, io capisco il privilegiare il radicamento nel territorio, ma non mi piace tanto il discorso dei compartimenti stagni, quindi speravo anche che non fosse un inciso. Cioè Alessandro si potrebbe, o chi dovesse fare un mestiere di quel genere, si potrebbe tranquillamente ritrovare ad avere in portafoglio anche un film friulano. Poi l'essere presente nei territori e avere un mix di offerta che magari prevalentemente riguarda frutto della cinematografia isolana, ma chiedo a lui se in realtà l'auspicio riguardava appunto, il poter beneficiare in quanto distributore di strumenti di agevolazione. Sei mute? Michele, hai colto esattamente il punto, probabilmente io mi sono espresso male. Io ho più volte, anzi sto cercando di attivare un percorso parallelo a quello dell'esercizio, che è quello da distributore che faccio già da 5-6 anni. Rispondo a Salvatore, c'è un vincolo normativo che mi impedisce di poter distribuire un film alla volta, e questo è il punto, è esattamente questo. Io non ho la possibilità di costruirmi un book e quindi di avere una forza contrattuale, per carità, da piccolo distributore regionale, indipendente, perché non potrei con un film all'anno riuscire a penetrare il mercato ed essere così incisivo da riuscire a inserire in minimo le 12 capozona e speriamo quanti più passaggi possibili del tutto il parterre dei film sardi o made in Sardegna che potrebbero potrei coltivare e seguire. E questo è il vulnus, Salvatore. Fin quando la legge impone il finanziamento al singolo film, io non potrò mai fare o attivare, io o chi altri. Sì, non si fa crescere questo, non possono costruire una casa di distribuzione locale che possa valorizzare il prodotto nostro. È chiaro, mi sembra.
Ci sono altre domande o chiedo anche a Marcello, Michele, Nevina? Io vorrei fare un punto, diciamo, spingere alla riflessione anche in termini comparativi, credo che possa essere utile. La questione evidentemente è stata centrata. Per noi è molto utile capire se avete in mente delle soluzioni molto, molto pragmatiche. Per esempio, quando parliamo di strumenti finalizzati alla facilitazione diciamo, della creazione di un tessuto territoriale di distribuzione, stiamo parlando, come non so, citava prima in chat Michele Casula, per esempio, di riconoscere l'investimento di un distributore nella test di un film ancora in fase di finalizzazione e quindi diventare in qualche modo, passatemi il termine, dei sales agent, diciamo, regionali che vanno nel mondo. Lo chiedo perché è proprio l'aspetto del che tipo di soluzioni immaginate, no? Cioè questo capitoletto di finanziamento che va diciamo, va finalizzato su questo investimento, su questa cultura, come lo immaginate speso? Perché come sapete la direzione del finanziamento poi condiziona la possibilità appunto di creare una norma veramente efficace. Cito un caso, prima è ritornato più volte il riferimento a un portfolio, no? Creative Europe ha per esempio un meccanismo per il quale finanzia lo slate funding, che è un vero e proprio finanziamento al portfolio, sia appunto in fase di sviluppo che in fase distributiva di un aggregato di produttori. Allora questo che veniva definito da Alessandro potrebbe essere una sorta di slate funding distributivo per le sale, perché credo che anche la combinazione di distribuzione ed esercenza vada distinta in questo momento, non fosse altro che in legge risiedono su due potenziali spazi di finanziamento diversificati. Quindi vi chiedo magari se avete già, immagino di sì, pensato delle soluzioni. E aggiungo un altro elemento. Salvatore prima giustamente diceva la Fin Commission ha spesso diciamo fatto da supplente, ha integrato elementi che non avendo nessun attore né alcuna voce di finanziamento sono stati coperti come spese rientranti peraltro nella missione divulgativa della Fin Commission. E questo è avvenuto ovviamente pro tempore, cioè il nostro obiettivo è di evidenziare un gap, un'assenza e magari andare insieme a costruire strumenti innovativi, però non è neanche corretto che la Fin Commission si sostituisca ad un potenziale distributore, no? E credo che questo sia chiaro agli occhi di tutti, anche perché mi preme evidenziarlo, visto che questo è un workshop di approfondimento. Noi non possiamo andare neanche a bombare il mercato nazionale con intervento di fondo pubblico sbilanciato rispetto agli altri, o meglio l'abbiamo fatto, anche andando in qualche modo a sanare delle assenze nella norma nazionale. Però alla fine il beneficiario ultimo, per esempio, del finanziamento nazionale sui ristori dati ai produttori per la distribuzione sono finiti non in Sardegna. Quindi, insomma, sentiamo quindi Nevina su questo stimolo, se ci sono... Cioè come concretamente, no, portarlo nella norma, con che... Anche che tipo di esempi avete da portare, sì, no? Rispetto a cosa manca e che cosa invece potrebbe tra gli strumenti essere annoverato. Se c'è un qualche... Non so se posso fare io un'ipotesi, in realtà non conosco benissimo lo strumento dal punto di vista tecnico, però vedo nella colonna centrale tutta una serie di... Sì, infatti visualizziamoli, perfetto, le voci, ok. Ci sono un mix di spese ammissibili che sono tutte nella prospettiva di un singolo film e mi pare di capire che i beneficiari poi siano i produttori. Se ho ben capito quello che è l'auspicio di Alessandro, io immaginerei una serie un nuovo menu di voci rendicontabili da parte della tipologia di soggetto distributore regionale che deve fare come dire,
una parte di cose analoghe anche a quelle che ci sono là, appunto, deve costruirsi un'offerta, la deve comunicare in un certo modo, sostenere le spese e le deve poter rendicontare. Cioè, persone come Alessandro dovrebbero aiutare a costruire, cioè dovrebbe ribaltare il piano di investimenti del distributore ideale per come gli piacerebbe farlo e tradurlo in voci che potrebbero diventare ammissibili in una legge disegnata, in maniera tale che se l'obiettivo diventa quello di favorire il consolidamento anche in Sardegna della realtà dei distributori. Che peraltro, prendendo in carico un prodotto, devono poter operare nel mercato in maniera laica, e quando dico laica significa che non tutto il prodotto che tratteranno avrà la sala come sbocco principale. Alcuni prodotti potrebbero anche non averlo, anche perché poi per i prodotti per i quali invece si prevederà il passaggio in sala è bene che siano messi nelle condizioni di farlo al meglio. Però un pezzo, per parlare in maniera assolutamente trasparente, un pezzo dell'ecologia distributiva che auspico prevede che tutta una serie di prodotti dalla sala non ci passino nemmeno, se non magari simbolicamente e sporadicamente. E paradossalmente nel ciclo di vita complessivo di tutto quello che è frutto dell'industria audiovisiva in Sardegna, questo sarebbe anche auspicabile, perché poi anche prodotti che il giro di valzer in sala lo fanno e poi spariscono dall'offerta. Se ci mettessimo adesso a spuntare i principali prodotti audiovisivi made in Sardegna degli ultimi 10 anni, andiamo a vedere quanti al momento non sono presenti su nessuna piattaforma. Anche quello diventa un problema e anche quello è figlio probabilmente di un sistema che non garantisce una vita distributiva completa ed effettiva per il sistema di prodotto che con gran fatica si è contribuito a mettere in circolo. Io vorrei dire una cosa anche chiedendo un po' a Marcello, non so Alessandro stavi intervenendo tu, perché il limite che segnala Alessandro è molto ben presente anche in tutto, anche nell'ammontare del contributo, eccetera, eccetera, perché si parla sempre di no? È sempre relativo a un'opera, più da ripensare uno strumento, da ripensare un... Scusami Serenella, se io vado a leggere Esatto, sì. nel riquadro qui a destra, cioè leggo società di distribuzione devono essere operanti, vabbè, da un triennio, eccetera, eccetera. Poi dice le società di produzione collegate al progetto filmico devono essere operanti, eccetera, eccetera. Cioè non è la società di distribuzione. La legge parla del produttore come distributore. No, parla anche di società di distribuzione. Scusate, per fare un po' ordine, la legge in realtà consente che vada sia a un produttore che a un distributore questo tipo di incentivo. Sulle tipologie di spese rendicontabili, non so se Alessandro può suggerirne ulteriori, però mi sembra che in linea di massima largamente sono spese che potrebbero interessare anche una società di distribuzione. Il tema invece, che è proprio di altro tipo, che ha sottolineato molto bene Alessandro, è che è chiarissimo come questa legge sia stata concepita un sistema di incentivo al singolo progetto, certo, di più a un singolo progetto nel corso di un singolo anno. Ma perché? Perché è una legge che è produzione centrica, cioè di base è una legge che è nata pensando come priorità al fatto che doveva essere fatto produrre cinema di un certo tipo con una forte connotazione identitaria. Quindi tutto il resto è venuto dopo. Per cui se è quello stesso cinema, quando poi mi trovo nella casella distribuzione, la legge dice quel film deve poter uscire. Poi che lo faccia il distributore o lo faccia un produttore non mi interessa. Questo la dice lunga su quanto non ha guardato in realtà con sensibilità vera a far crescere delle realtà distributive. Alessandro ne sta evidenziando un aspetto. Perfetto, che non è alternativo, no? Cioè è un qualcosa che va integrato e destinato risorse in maniera specifica. Salvatore, ma dirò di più, scusa, per completare. Sì, vai Marcello, prego. Cioè non è che di per sé sbagliato dare gli incentivi per la distribuzione e anche alla produzione, anche perché soprattutto su un mercato che non è totalmente maturo,
è giusto che si metta in conto che possa succedere anche quello, perché se poi un film che la regione ha sostenuto non trova una offerta distributiva, è giustissimo che si consenta al produttore di fare quel mestiere, ma il produttore non potrebbe mai fare il mestiere che invece dice Alessandro, cioè di avere uno slate di opere in distribuzione, cioè se lo fa veramente a quel punto diventa più distributore che produttore, per cui secondo me abbiamo messo in luce veramente un aspetto potenzialmente aggiuntivo che rientra più nell'ottica di creare una filiera distributiva con più potenziale, no? Molto bene, che non è appunto ma è un altro aspetto da integrare. No, in più. Salvatore, poi chiuderei su questo, se non ci sono altri interventi. Scusate, non sono d'accordo con quello che dice Mustilli. La legge è pensata immaginando un percorso virtuoso che va dallo sviluppo alla produzione e poi all'accompagnamento in sala, in distribuzione, il film. Che qualche volta abbiano fatto uso di quello strumento del bando di distribuzione dei produttori è vero, ma se voi andate a studiare gli annali, e lo posso testimoniare con la mia esperienza, spesso lo hanno usato grosse società di distribuzione. Non è vero che non l'hanno usato, altro che. Io vi posso dire che nel mio caso è stato usato 2 volte da società di distribuzione, e sarebbe bene sentire anche tutti quegli altri che hanno fatto i film e che hanno, come dire, incoraggiato la società di distribuzione a usare quel fondo. Quindi non è assolutamente vero questo. Perché allora, se passa la logica che si può accedere al fondo per un bouquet di film, allora dovrebbe essere una società di produzione, dovrebbe, come dire, chiedere il sostegno per 5 film contemporaneamente, la stessa, quindi sarebbe illogico. Ora, scusi, però... abbia pazienza, perché la cosa, io l'ho vissuta sulla mia pelle. La cosa vera e il limite vero della norma, e lo riconosco con molta onestà, avendone beneficiato, è che ti obbliga a spendere tutta la dotazione economica in Sardegna. Ora, un film in distribuzione, dov'è che ha bisogno di essere sostenuto? Forse meno in Sardegna che dalle altre parti, soprattutto film di questo tipo. Bene, tu con quello strumento non hai la possibilità di comprarti spazi pubblicitari a Roma, a Milano, nei giornali nazionali, a meno che non abbiano una sede operativa in Sardegna. Questo è il problema della norma, non quello che dice l'abbiamo segnalato, era una cosa che abbiamo già puntato, che avete segnalato. Avreste dovuto invitare anche gli altri produttori, gli altri registi a questo panel, perché vi avrebbero portato la loro esperienza. Va bene, però ci vuole lealtà. Io riconosco qual è il limite, però bisogna anche riconoscere i benefici. La sensazione che si ha è che la si voglia a tutti i costi emendare sta norma. Bene, là dove ha qualche vulnus la si può riconsiderare, ma per favore non affossiamola là dove funziona. No, ma mi sembra che questo già dal kick-off meeting fosse chiaro. La norma è buona, si vuole migliorare per creare un sistema che guarda il futuro, non certo che fa passi indietro. Non credo che ci sia questo dubbio. Allora, giustamente scrivono, adesso volevo spostarci sull'esercenza, perché il gruppo di oggi, tra l'altro, è formato maggiormente da esercenti, quindi noi abbiamo anche un altro elemento che è quello dei criteri. Possiamo fare un passaggio rapido ai criteri e poi ci spostiamo sull'esercenza o andiamo sull'esercenza? Perché anche sui criteri vorrei di andare sull'esercenza. Andiamo sull'esercenza, perché in realtà i 2 temi sono ovviamente collegati. Certo. Mi pare evidente che la ragione per la quale i 2 tavoli sono uniti è perché si tratta dello stesso processo profit, quindi sono collegati i destini di un'opera cinematografica rispetto appunto a chi si preoccupa di distribuirla. Benissimo, sentiamo la voce. Probabilmente mi sembra che ci sia da riprendere anche qualche elemento di criticità, no? Più che partire direttamente su cosa fare e come migliorare. Non so se volete, cosa ci volete dire dell'esercenza. Non andiamo sui criteri, torniamo indietro, Francesca, al pannello, l'altro ancora, andiamo avanti, indietro ancora. Ok, poi in realtà sì, qui c'era un po' il tema degli immobili. Diteci voi un po' quali sono gli aspetti legati all'esercenza di criticità oggi e che cosa si può fare per migliorare. Sì, qui la domanda che avevamo... Esatto, sì. non tutti gli esercenti sono intervenuti, si sono prenotati per la parte iniziale, quindi io ritornerei a quel momento perché forse adesso che si è un po' scaldata la sala sono più pronti per intervenire.
Quindi diteci un po' voi, anche tornando magari a sottolineare qualche criticità che avete come nel vostro ruolo e che soluzioni l'impianto normativo, quindi non solo la legge, ma anche i decreti come potrebbero farli superare. Ecco. Quindi liberamente intervenite. Sì, aveva fatto degli interventi Lombardo anche nella chat. Sì, buongiorno. E poi vedo altri interventi in chat, chiedo a tutti di intervenire, magari diteci appunto il ruolo, un po' che cosa fate così. Lombardo, no? Che sta intervenendo. Sì, Luciano Lombardo, prego. Sì, mi sentite? Sì? Sì. Sì, buongiorno. Io intervengo ritornando un attimino ai bandi che sono stati fatti per sostenere, specialmente in questo periodo, l'esercizio. Io parlo del periodo Covid. Io credo che ci sono state molte lacune e anche il modo in cui è stato predisposto il tutto, perché quando si parla di sostenere l'esercizio, così dovrebbe essere, cioè quando uno deve dare dei soldi come è stato dato, come sono stati fatti anche a livello nazionale, quando a livello nazionale si è deciso di sostenere l'esercizio, è intervenuta l'Agenzia dell'Entrata, hanno preso e hanno dato i soldi. Qui la cosa è molto più complicata in Sardegna, l'abbiamo complicata. Adesso, al di là che sono soldi pubblici, tutte belle cose, però quando si deve sostenere bisogna prendere e dare i soldi senza dover avere imposizioni di programmazione, di spendere, di contabilizzare, cioè non è un sostentamento all'esercizio. Io mi rifaccio sempre al discorso Covid. Cioè, questo forse erano i fondi Covid, i fondi speciali, degli aiuti, eccetera. Stiamo sull'impianto normativo, cioè ciò che ci riguarda e che possiamo migliorare sull'impianto della norma. Sì, sull'impianto della norma quello che possiamo migliorare è quello di intervenire nell'esercizio pubblico, come stava nell'esercizio del cinematografico, che è quello che stavamo dicendo anche inizialmente, cioè ne ha parlato anche Iba, cioè noi non abbiamo nessun aiuto come esercizio quando dobbiamo mettere la mano in tasca e spendere soldi per rinnovare i nostri cinema, tenerli in piedi, cercare di salvare il salvabile, che tutto questo serve per poter distribuire il film una volta che viene fatto, perché è inutile che noi spendiamo tanti soldi come Regione Sardegna e diamo soldi al produttore, diamo soldi al distributore e poi queste persone non trovano, questo prodotto non trova sbocco perché noi magari siamo chiusi. Quindi dovremmo cercare di sostenere questo benedetto esercizio, cosa che non è mai stata fatta negli anni. Quindi cioè, bisogna iniziare a prendere in considerazione questo fatto. E quali in particolare, noi chiedevamo un po' quali incentivi per migliorare, efficientare in tutta Italia la Film Commission interviene quando un esercente deve cambiare una macchina, quando un esercente deve rinnovare la propria sala. Queste sono delle idee che qua non sono mai state prese in considerazione, mai. Che poi potrebbero venire anche da altri fondi, però insomma è un'esigenza che viene presentata nell'ambito della filiera. Certo, se vogliamo siamo, come si diceva
prima, siamo 4 gatti, se poi questi 4 gatti in Sardegna finiscono non ce n'è più per nessuno, cioè finisce. Quindi nuove attrezzature, no? Quali sono le cose? Le aziende si tengono dalle attrezzature, si tengono nel tenere efficiente la propria azienda, nel rinnovarsi con le poltrone, qualsiasi cosa, con gli impianti di condizionamento, cioè intervenire dove, anche perché stiamo parlando di strutture che il dottor Ibba parlava di terza generazione, i miei figli sono quarta generazione, sono quasi 100 anni, quindi sono strutture vecchie, quindi vanno tenute in piedi, vanno rinnovate, vanno poi adesso con il digitale voi mi insegnate che un computer quanto dura. Quando uno va a mettere un computer in un'attività, in un ufficio, la durata di che cosa stiamo parlando? Di 7, 8, 10 anni, chiaro, poi quindi vanno rinnovati. E così sono le macchine, perché non sono più le macchine 35 mm di una volta, ma adesso noi ci siamo allineati col digitale. Quindi digitalizzazione, infrastrutture. Vuol dire che ogni tot di anni noi dobbiamo cambiare le macchine. È chiaro, grazie Luciano Lombardo. C'era forse Luca Lamorgese, Francesca Garau che hanno fatto degli interventi in chat. Chi vuole intervenire su questo? Marcello, anche un po', a me farebbe piacere ogni tanto capire, perché spesso ci sono riferimenti ad altre norme, a quello che finanziano altre, insomma, che supportano altre film commission, quindi quando vuoi tu aiutaci a aprire il panorama. Ok, però vorrei ancora un po' più interventi, perché mi sembra che sono vorrei stati sentire gli abbastanza altri, ci limitati hanno scritto rispetto a in tutti chat. gli iscritti. Cioè non... Adesso vedo Luca Lamorgese, adesso gli chiedo se vuole intervenire anche a voce. Grazie Luca. No, l'audio? Ok, dovrebbe. Okay. Mi sente? Sì, bene. Sì, buongiorno. Mi rifaccio a quello che ha detto Luciano Lombardo e anche Francesca Garau, cioè nel senso che durante tutti questi anni tutte le regioni d'Italia si sono spinte nell'investire fondi e nell'aprire bandi per la digitalizzazione dei proiettori, che è l'unica cosa che ci fa permettere di poter vivere, cosa che invece la Sardegna ovviamente non ha fatto. Infatti abbiamo potuto avere solamente attraverso le VPF i rimborsi parziali, se vogliamo, di un investimento personale sull'acquisto dei proiettori, che andrebbero ovviamente cambiato, visto che la tecnologia si sta evolvendo. Perciò sarebbe anche il caso che la Film Commission, per quanto possa, apra dei bandi per questo, ovviamente. Anche questo è un suggerimento forte. Per tutte le strutture, anche per le macchine e quant'altro, cosa che invece in questa legge regionale vedo che la parte dell'esercizio non è stata diciamo aiutata, anche per questi ultimi bandi che poi sono stati fatti, che erano un po' diciamo allucinanti, ecco, per come erano stati strutturati, e per cui non abbiamo potuto neanche tutti quanti partecipare, in quanto si richiedevano cose a mio parere assurde di programmazioni di film con quant'altro, e poi bandi che poi sono usciti e nell'iter sono stati modificati anche i documenti che erano stati proposti. Ecco, questo è il mio intervento. Qualche altra cosa specifica? Ma direi se potrebbe fornire qualche dettaglio in più riguardo i bandi, scusi, perché ha detto solo allucinante. C'era quel bando dove bisognava dare, mi sembra, 10 film sardi insieme a 2 altri cortometraggi sardi che erano, cioè, per un totale praticamente di 3 proiezioni. Nel giro neanche di un mese bisognava produrre tutti questi 3
questi 3 film. Adesso non lo ricordo sinceramente. Ma è un qualcosa di Sardegna? Questo Nevina? penso che vada fatta una precisazione, perché raccontato così sembra proprio allucinante, ma non lo è. È in realtà un bando che è stato discusso in assemblea con i soci ANEC e gli esercenti, legato ovviamente in fase pre-Covid, quindi ben prima che entrassimo nell'emergenza di chiusura delle sale, relativamente ad un vincolo che è in legge legato alla promozione del cinema made in Sardegna, per la quale è stato chiesto il coinvolgimento degli esercenti nella realizzazione di eventi di promozione del cinema made in Sardegna. Luca ricorda correttamente, non con la richiesta della creazione di tanti eventi in un giorno, ma con l'invito a programmare nella propria calendarizzazione una serie di appuntamenti legati, uno, al coinvolgimento delle scuole per i mattinè, 2, alla possibilità di creare delle presentazioni evento di film che erano magari usciti dal circuito della prima visione, ma che sono oltre un centinaio di titoli che negli anni hanno beneficiato del finanziamento regionale e che quindi potessero ritrovare un momento di presentazione al pubblico. Questo è un bando che appunto era stato discusso nelle premesse con gli esercenti, poi c'è stata la pandemia. Poi c'è stata la pandemia e come tutti i bandi possono essere perfettamente migliorati, quindi questo lo preciso. Sì, però prima di emettere insomma un bando bisogna prima vedersi tutti quanti i moduli che bisogna presentare. Sì, cioè, ma dopo che era stato inviato il bando, era stato aperto, poi è stato cambiato il modulo dopo 3 giorni, perché c'era un refuso del... Sì, c'era stato in realtà, sono piccoli dettagli, credo che la nostra conversazione di oggi abbia un respiro ben più ampio e comunque possiamo certamente migliorare. Abbiamo sempre coinvolto l'ANEC proprio nelle assemblee alle quali ovviamente compatibilmente con gli impegni di tutti voi qualcuno ha partecipato, qualcuno no. Precisiamo anche che la regione aveva un quindi non si è saputo più poi che fine abbia fatto tutto. No, scusate, i bandi sono stati regolarmente pubblicati e ci sono stati 12 sale che hanno partecipato in realtà al bando, quindi ha avuto anche un esito, devo dire, buono nonostante la pandemia. Un totale di quante sale regionali? Complessivamente iscritte all'ANEC ne risultavano 27, ma ammissibili molto meno, perché il bando è stato in realtà, questo è un aspetto utile credo per tutti da conoscere, ha rivelato che in realtà molte esperienze di sala non corrispondono ai canoni diciamo vincolati rispetto alla loro natura giuridica, per esempio per l'accesso ai fondi. Questo ha portato a creare un secondo bando destinato invece a sale che avevano una natura intermedia non codificata secondo il codice Ateco richiesto dal Ministero e dalla Regione. E vorrei fare anche un'altra precisazione che credo sia utile per portare, per esempio, rispetto a cosa fare nel futuro la riflessione odierna. Ripeto, partendo dal presupposto della consapevolezza che Luca sa, ribadisco ogni volta, non esiste un'istituzione perfetta e quindi dobbiamo insieme costruirne una che si avvicini alle esigenze. Le due precisazioni cercando di sono aiutare la prima... ovviamente gli esercenti, ovviamente. Certo, il bando deve essere il più semplice possibile in certo. modo tale che possano ovviamente la maggior parte degli esercenti poter continuare anche a sopravvivere. Certo, però tenete Ma infatti conto ci che dovete dire qua, cioè il contributo è proprio capire cosa, no? Cioè Esatto. cosa può funzionare meglio, quali criteri, come, no? Sì, poi va Siamo precisato che la legge nazionale ha più riprese, ma prima che nascesse la Film Commission regionale come fondazione, ha finanziato il rifacimento delle sale. La Regione Sardegna non ha aperto quel tipo di finanziamento prima addirittura della nascita della Film Commission, e i bandi che sono stati realizzati invece dalla Film Commission sono vincolati, e questa è la seconda informazione che va data correttamente, sono vincolati ad una dimensione di contenuto ancora una volta. Quindi questo è un aspetto che, come sollecitava Serenella, può essere utile, cioè svincolare alcuni fondi che la legge oggi attribuisce esclusivamente come spazio di promozione del contenuto e quindi delle singole opere, e invece magari aprire questi fondi alla dimensione della infrastruttura sala cinematografica, cioè del bene. Ma questo, ricordiamovelo, non è come dire una scelta che fa la Film Commission, questo è un limite che oggi risiede nella legge. Tuttavia, lo abbiamo già detto in altri contesti, ci sono altre risorse che
la Regione Sardegna e l'Europa mettono a disposizione e sono legate alla possibilità di beneficiare degli ecobonus e degli strumenti di rinnovo degli immobili che possano oggi, questo è in discussione come sapete, anche sollecitato da parte nostra, possano beneficiare di altre risorse che magari risiedono più direttamente nel piano di efficientamento energetico e in altri fondi. Io infatti guardo Elisabetta, dico tutte le volte Elisabetta che tu vuoi intervenire chiaramente anche per dire, no? Vorrei prendere la parola poi un attimo se possibile. Sì, certo che sì, avevo invitato anche Francesca Garau che aveva scritto in chat, però se vuole prima Guglielmo Aru, certo, do la parola a lui. Sì, grazie. No, io ho scritto appunto 2 righe in chat per ricordare eventualmente a tutti gli operatori che sono in collegamento e altri che dovranno esserlo, eventualmente poter fornire nel mio indirizzo mail delle eventuali istanze o proposte, anche perché così la consulta può anche valutare separatamente un po' il discorso sulla modifica cinema, che comunque ci compete. Quindi questo potrebbe aiutare noi e sicuramente anche voi poi per poter riunire una serie di proposte concrete per arrivare al giusto fine. Grazie. Grazie Guglielmo Aru, consideri che abbiamo anche fatto proprio una mail dedicata, quindi poi è chiaro che ci integreremo maggiormente nel percorso anche... Non abbiamo mai comunicazioni e quindi... No, ma infatti è consulta, ecco, molto importante che ci siate oggi e chiaramente faremo un'integrazione maggiore. La mail Nevina l'ha anche rimessa in chat, statigenerali@sardegnafilmcommission.it e poi Elisabetta, non so se volevi dire qualcosa sul resto dei fondi, ma giusto perché avendo questo doppio ruolo magari puoi aiutare a... Buongiorno a tutti. Beh, quello che posso dire è che comunque anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti dei fondi sia per l'efficientamento per quanto riguarda le sale cinematografiche che i teatri. Noi siamo in fase di, abbiamo scritto la nuova programmazione, poi appunto la società, l'assistenza tecnica ci ha aiutato tantissimo, bravissima preparazione. Devo fare un elogio a Serenella, che è il nostro braccio per concertare tutto lo sviluppo sostenibile. E quindi siamo ancora in fase di, abbiamo a livello di giunta regionale sono stati approvati per quanto riguarda le dotazioni finanziarie. Poi una volta che noi avremo l'ok della commissione, perché da poco abbiamo già fatto l'incontro con la Commissione europea per la vecchia programmazione, adesso per la nuova si deciderà come effettivamente andare a investire. Però avete toccato dei punti fondamentali, importantissimi, sia per quanto riguarda gli esercenti, da non confondere con i distributori, giustamente, perché effettivamente è necessario avere il sistema, creare impresa anche per i nostri esercenti. E poi appunto si andrà a lavorare moltissimo con l'S3 per il turismo sostenibile. Quando noi parliamo di turismo sostenibile e di si parla di cultura, quindi tutto ciò che riguarda la cultura rientra nell'ambito del cinema e tutto l'indotto che vi è all'interno. Sicuramente ci saranno dei finanziamenti mirati, questo è sicuro, però posso parlare fino a un certo punto, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede questo, che al di fuori del programma dei fondi strutturali, che sarà notevole, prevede proprio la possibilità di efficientare e quindi abbassare i costi per le sale cinematografiche. Vorrei poi dire un'altra cosa, un'accezione particolare. Quando noi parliamo di macchinari, i macchinari, come diceva, scusatemi, i nomi non me li ricordo tutti, però giustamente, se non sbaglio, il presidente di Olbia, se non ricordo male, ci siamo anche conosciuti per il mutuo di Gallura, giusto Lombardo, si ricorda, ci siamo visti. Quindi quando si parla di innovazione di macchinari rientrano sempre comunque nei bandi che vengono poi messi stipulati dall'assessorato della programmazione, perché noi comunque facciamo i bandi che hanno a che fare con l'esercenza, perché comunque l'esercente è un'impresa, quindi andremo anche lì
a efficientare tutto ciò che riguarda comunque lo sviluppo cinematografico, quindi in questo caso avere dei macchinari che sono altamente efficienti andranno sicuramente, rientreranno nelle categorie di ristrutturazione di tutto l'indotto che riguarda l'esercenza. Quindi bisogna non soltanto, quando noi andiamo a vedere e analizzare i bandi che vengono pubblicati, dobbiamo andare con attenzione a guardare quello che c'è all'interno, perché è impresa culturale questa. E quindi adesso aspettiamo e ci sarà tanto da lavorare. Grazie Elisabetta, è molto importante perché quello che dicevo all'inizio un po', no? Che i processi partecipativi sono sempre generativi di apprendimento, di sinergie, magari anche Elisabetta oltre a un ruolo appunto nel CRP e quindi magari anche sentire i fabbisogni di una determinata categoria di esercenti, questo è sicuramente importante per poi cercare, a volte i bandi sono anche più focalizzati, no? Su un sistema, su un settore, quindi insomma auspichiamo che ci possano essere degli interventi proprio per la filiera. Francesca Garau, io ho invitato a parlare. Buongiorno Francesca, prego. Presentatevi magari che ancora... Allora, io sono diciamo vicepresidente dell'associazione Settimarte, siamo collegate io e la presidente oggi per uno dei piccoli cinema che ci sono a Cagliari. Facciamo ovviamente il lavoro di esercenti e la mia domanda si ricollega un po' a quella di Luciano, a quella di Luca, la Morgese, che riguarda appunto i fondi che non sono mai stati dati dalla Regione per quanto riguarda la digitalizzazione delle sale. Che ovviamente noi siamo stati l'unica regione in tutta Italia a non avere i fondi, ma non sicuramente perché magari all'epoca non si conosceva bene che cosa erano le cose dovute e quelle meno. Diciamo che a rigor di logica tutte le altre regioni hanno fatto dai 5 agli 8 bandi per poter digitalizzare le sale in modo corretto. La Regione Sardegna non ha messo un centesimo. Noi siamo stati, ovviamente non è stata una cosa che abbiamo potuto scegliere, ma è stata una cosa che abbiamo dovuto fare obbligatoriamente se volevamo continuare ad operare nel nostro settore. Le altre regioni hanno dato una mano, la nostra è rimasta ferma. Questo è, diciamo, ad oggi un cruccio che ancora mi dà dubbi sulla legge in vigore, che ovviamente mette sempre all'ultimo gradino sottoterra le sale cinematografiche sarde, mentre le altre regioni mettono un po' tutti sullo stesso piano. Quello che ho capito, Francesca, poi ovviamente lo sapete, io non sono un'esperta del settore, è che questi bandi nazionali poi recepiti dalle regioni fossero precedenti anche alla nascita della Sardegna Film Commission in Sardegna, quindi come dire non c'era ancora un soggetto preposto a sviluppare la filiera, a far crescere il settore, probabilmente, insomma, quindi lo capiamo che è stata una criticità. Stiamo parlando del 2013. Appunto, forse è nata nel 2013. Quindi è così. Diteci qualcosa. Ecco Francesca, cioè, dici giustamente, in realtà anche l'Umbria che come sai ha segnato poi ha avuto anche è stata un'altra regione che non ha avuto un accesso a quella grande diciamo risorsa che scadeva proprio alla fine del 2012 quando è stata creata la Film Commission, ha avuto poi le sue esecuzioni negli anni successivi e quella è stata effettivamente, lo ricorda molto bene Paola Ugo che all'epoca ha vissuto la transizione, tra l'altro quel vacuum che la regione ha subito, no? Prima che venisse costituita effettivamente la fondazione, la regione Sardegna non ha attinto a quella risorsa, però
potrebbe essere utile che, visto che, come spiegava correttamente Elisabetta Mocci, ora le risorse sono molto trasversali e spalmate su più fonti, no? Quindi vi sono quelle destinate al rafforzamento della competitività d'impresa, e questo è un livello che è sempre aperto e che anzi proprio dal 2014 ha visto l'integrazione anche delle imprese, delle industrie creative dentro i possibili soggetti finanziabili. Ci sono poi quelle più tecniche legate all'efficientamento energetico e che quindi possono diciamo intervenire come integrazioni nelle richieste di miglioramento della efficienza energetica dell'immobile, anche per potenziare il risparmio energetico con soluzioni come la sostituzione dei proiettori, l'utilizzo di isolanti termici che possono anche essere fatti coincidere con forme di isolamento acustico e così via. Quindi su questo credo sia utile, Serenella, anticipare che abbiamo chiesto, come vi avevamo già detto in assemblea, a GSE, ad ANEC nazionali e agli operatori delle diciamo le cosiddette escro, che sono delle agenzie di certificazione dell'efficientamento energetico degli immobili, di fare un workshop dedicato proprio alle esercenze. In Sardegna ci sono già un paio di casi che hanno operato anche lì, come tu giustamente segnalavi, Francesca, con propria spesa ad efficientare i propri immobili, e questi sono diventati un po' delle esperienze pilota sulle quali i colleghi nazionali stanno basandosi. È evidente che il tema che sollevate per noi è centrale, lo abbiamo, come sapete, a più riprese sollecitato alla Regione, e la Regione, anche attraverso altri assessorati, non solo quello dei beni culturali, che tecnicamente non ha gli strumenti normativi per accedere a queste risorse, ma appunto l'assessorato al bilancio e il centro regionale di programmazione da un lato, l'assessorato all'industria e diciamo il centro propulsivo della diffusione e divulgazione dell'uso di energie rinnovabili dall'altra, e ultimo e non ultimo ovviamente in questo momento l'assessorato all'ambiente, che ha come sapete come dire anche l'incarico di coordinare l'investimento sull'agenda 2030. Ebbene, tutti questi attori politici sono sollecitati affinché vengano attribuiti come dire i giusti finanziamenti per queste attività. Credo possa essere utile però, Francesca, che anche voi diate degli esempi di nuovo pragmatici, concreti. Anche Luca Lamorghese dice fate delle proposte. Noi abbiamo addirittura scritto dei bandi che però, se non hanno una normativa di riferimento, sono solo segnalazioni nostre. È utile che anche da parte vostra arrivino delle proposte concrete legate per esempio al numero degli immobili da ristrutturare, al volume di spazi che dovete efficientare, ma anche, come citavate, alla tipologia, ve lo abbiamo chiesto noi oggi con questo ulteriore questionario, alla tipologia degli strumenti tecnologici da rinnovare, no? Credo che voi abbiate altre idee, sarebbe utile che proprio oggi se ne parlasse di questo. Già quello però sarebbe una linea buona di partenza, dare una mano anche a piccoli spazi che cercano di resistere, o comunque anche grandi spazi, non dico nulla in contrario, anzi ci mancherebbe, però dare un aiuto reale, non solo con rassegne o festival, che uno può anche fare, però alla fin fine le spese sono quelle, cioè io devo rendicontare quello che sto dando a chi è ospite, la programmazione del film in sé, però poi alla fine l'esercente si ritrova che quei soldi sì, li ha spesi volentieri e poi ricevuti magari indietro per come non spesi quasi, ma poi si ritrova con delle spese vive notevoli da supportare. Allora, questo mi sembra che ormai sia molto molto chiaro. Noi dobbiamo sempre ragionare chiedendoci su che cosa abbiamo le leve oggi per cambiare, per migliorare, su che cosa non le abbiamo. Quindi oggi forse è più utile, una volta che questo è chiaro e che quindi come sistema si cercherà quanto possibile di rispondere alle esigenze, forse ci dobbiamo anche concentrare un po' su ciò che invece possiamo, come dire, portare di piccoli miglioramenti e innovazione.
alla norma. Quindi su questo aiutateci ancora a capire come possiamo agire sui decreti attuativi, eccetera. Non so se può essere utile la riflessione, la domanda che facevamo all'inizio rispetto, come dire, ai criteri, no? Ai criteri e quindi come impatta sul vostro lavoro, come impattano sul vostro lavoro i criteri che sono stabiliti nella norma. Su questo abbiamo fatto un confronto durante l'evento di avvio, abbiamo avuto delle risposte. Non so se vogliamo passare su questo anche con voi o andiamo alla formazione e a un altro punto di discussione. Chiedo Io, anche a... Serenella, suggerirei sì di passare a questo, perché ci consente anche di collegare alcuni elementi che abbiamo già toccato, no? Perché Esatto. dall'interazione è uscito fuori chiaro un certo peso su quello che è l'assortimento della programmazione. Ora nel dibattito è stato detto, diciamo, a gran voce, direi in termini più che chiari, il messaggio per cui è inutile parlare di programmazione se prima non si interviene in modo forte sulla sala, sulle strutture. Chiaro. Però direi che insomma, le due cose debbano andare insieme, per cui dobbiamo comunque riprendere il discorso programmazione e ricorderei anche uno stimolo che è stato fatto da Michele Casula su temi appunto un po' trasversali di mercato, cioè il tema appunto della programmazione, quindi delle finestre. E sarebbe bello sentire da quel punto di vista le esperienze singole, no? Se hanno qualcosa da riportare, Esatto. criticità che si osservano. Quindi facciamo un approfondimento un momento sui criteri e poi anche su questo stimolo che fa Marcello sentiamo un giro di interventi. I criteri nella norma sono gli stessi poi nei decreti attuativi legati ai diversi articoli, quindi legati quindi non solo alle produzioni ma anche poi alla diffusione e distribuzione. E su 100 punti sono distribuiti in questo modo: valore artistico e tecnico fino a 15, la valorizzazione dell'identità regionale 45, il curriculum degli autori 5, la validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione fino a 15, le ricadute economiche sul territorio fino a 10, curriculum del produttore e del distributore fino a 5, i risultati di precedenti progetti fino a 5. Variano di poco, però queste abbiamo preso quelli che riguardano in particolare l'articolo 9. Su questo vi chiediamo una brevissima interazione, perché vorremmo proprio chiedere a voi in maniera appunto di gruppo, quindi anonima e di gruppo, e poi ci dite anche a parola ciò che volete, come vedreste distribuiti i criteri. Ecco, quindi come vedreste distribuiti i criteri di valutazione in futuro? Ecco, anche rispetto alla domanda che vi facevamo, cioè come questo condiziona poi l'attività di distribuzione. Quindi vi chiedo se riprendete, basta riprendere il collegamento che avevate, fare refresh oppure go to slide e dovreste vedere subito questa nuova slide. Avete 100 punti e dovete distribuire i 100 punti sulle diverse voci a seconda di quello che per voi sarebbe più opportuno avere. Lasciamo un momento perché sono tanti e bisogna completare i 100 punti per riuscire a
a rispondere. Chiedo almeno alle 8 persone che poi fanno parte proprio della categoria di oggi di riuscire a rispondere su questo punto. Ancora un attimo e poi mostriamo. Direi che possiamo mostrare. Se state completando, continuate. Allora, un 20% sono distribuiti insomma tra il 20 e il 9, un 20% il valore artistico e tecnico, un 18% risultati di precedenti progetti, anche lungometraggi, cui avevano partecipato il produttore e gli autori, 16% curriculum degli autori, un 13% ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, un 12% il curriculum del produttore e del distributore, un 12% la validità economica, finanziaria del progetto e del piano di diffusione, un 9% la valorizzazione dell'identità regionale, del patrimonio storico-culturale, eccetera. Marcello, non so chi vuole... Questo è un bel algoritmo interessante, no? Che c'è ovviamente il tema della legacy rispetto oltre al valore artistico e tecnico, diciamo, dell'opera, anche la possibilità di creare, grazie alla reputazione storica dell'autore, ma anche rispetto in qualche modo ad una riconoscibilità del brand, no? Ritorna abbastanza parificato Forte. questo elemento ed è molto forte, sì. Sì, sempre legato ovviamente alla possibilità di fare tesoro del portfolio, no? dell'autore sullo stesso diciamo, formato come il lungometraggio, oppure proprio sul curriculum degli autori, magari rispetto ad una evoluzione della propria produzione. Sembra anche interessante però ecco una riconoscibilità delle maestranze della Made in Sardegna, no? Quindi la possibilità che siano anche riconoscibili le ricadute economiche come qualità appunto per un potenziale interesse per l'esercente e il distributore regionale. Sentiamo, sì, Marcello, se vuole commentare. C'è un risultato piuttosto basso del requisito dell'identità regionale, insomma, non mi aspettavo un risultato così modesto. Non so se vogliamo sentire dei commenti a voce, qualche intervento, sì, anche sull'input che davi tu, Marcello, rispetto a ciò che diceva Michele Casula prima. Quindi facciamo un giro rapido anche su questo. Sì, cioè perché alla fine, al di là appunto della struttura, quello è un tema assolutamente fondamentale, investimenti sulle strutture, su cui insomma, si devono trovare risorse, si deve intervenire. Però comunque dobbiamo rimanere anche su un discorso legato al prodotto e all'approvvigionamento, cioè quello che unisce le varie fasi della filiera è il prodotto, per cui la tipologia del prodotto, le modalità di programmazione, le preferenze di quello che è il settore per un certo tipo di prodotto o di un altro, le criticità che osservano nel reperirlo, nel gestirlo, insomma sono una delle cose su cui vorremmo uscire con le idee forse abbastanza chiare. Adesso chiediamo un giro su questo, Marcello. Chi parte? Degli esercenti, dei distributori? Posso partire io? Gianfranco Ibba, benissimo. Credo che la criticità di base sia che se sapessimo in che modo costruire un film e quindi in che modo costruire il prodotto, perché questo
ciò che colpisce il pubblico sarebbe elementare. In realtà credo che ogni volta rimangano tanti punti interrogativi che vengono risolti solo dopo che abbiamo la risposta del pubblico. Quindi credo che sia difficile individuare qualche cosa che colpisca, perché magari in un film colpisce il fatto della localizzazione, del richiamo alla Sardegna, in altre richiama più il regista. Non lo so, sinceramente non lo so, e credo che la varietà delle risposte e la distribuzione percentuale non faccia altro che rispecchiare questo aspetto. Altri contributi? In realtà, scusate, solo un commento a caldo rispetto a questa gerarchizzazione dei criteri, degli elementi da valorizzare, perché effettivamente anche a me è andato l'occhio su quel 9% associato alla valorizzazione degli aspetti identitari. Che adesso vedete anche confrontato col punteggio attuale. Prego. In realtà mi chiedo, ma è una domanda che giro ai partecipanti, se questo metterlo in coda derivi più dal fatto che è percepito come difficile da descrivere e da giudicare. Cioè non è che è poco importante in sé, che non sia corretto preoccuparsene da parte della norma e in generale come macro obiettivo, però come dire, è difficile trovare una formulazione che anche in sede di formulazione della domanda che ne possa essere prova provata ex ante, e forse talvolta anche le commissioni possono trovarsi un po' in difficoltà nel dare uno score a quello. Cioè, è un po' come se si chiede, ma è una curiosità interpretativa, è come se si chiede un'interpretazione autentica. Come dire, ma infatti adesso in sentiamo... sé, o è difficile da esprimere, formulare e valutare. Sentiamo le loro voci. Chi vuole darci un feedback su questo, se no passiamo alla formazione. Mi sembra che il sondaggio anonimo resti così. Non ci volete dire, come dire, qualche altra motivazione? Forse dati anche i tempi passiamo alla formazione, così ci assicuriamo di... Ci diciamo due parole sulla formazione. Allora, sui ruoli professionali, ovviamente a voi interessa meno il discorso delle maestranze, mentre può essere molto importante capire, appunto, Sandro Murta, se non ricordo male, all'inizio diceva la difficoltà anche di avere giovani che investono, no, in questo settore. Quindi capire un po' se la formazione permanente in questo settore può essere un'opportunità, che tipo di attività formativa per voi sarebbe utile e che ruoli professionali, che tipo di aziende anche per lo sviluppo della filiera più in generale. Quindi se volete un po', qui abbiamo riportato solo appunto le criticità che sono emerse finora, alcuni suggerimenti che erano emersi come opportunità, quindi la creazione di una vera scuola di cinema, eccetera. Però ciò che interessa più voi, diteci un po' cosa può essere. Quindi dal punto di vista dei distributori e degli esercenti, che tipo di formazione potrebbe essere utile, o anche di creazione di impresa, o come instradare giovani a questo. Che bisogni, che fabbisogni ci sono? Io oggi non sono fortunatissimo nell'avere risposte a domande che faccio, però mi ostino e ne faccio un'altra rispetto ai desiderata della formazione. Interesserebbe agli esercenti presenti
un seminario, qualcosa che andasse a raccontare loro le migliori pratiche a livello internazionale in termini di ingaggio del pubblico a livello di microterritorio, cioè mettere in fila un po' di buone pratiche legate ad iniziative per intensificare il rapporto di una sala con il suo territorio. Ha un senso, cioè, io parto dal presupposto che prima cosa da fare è copiare se qualcuno in giro ha fatto delle robe interessanti, poi ci venisse in mente. Non è una cosa che mi sto continuando a fare io, non sto mandando niente a nessuno, non è il mio mestiere. Però se fossi un esercente, prima cosa, però non so, non risolve, non è come. Se non ci sono interventi, io vorrei precisare un aspetto su questo quesito che nasce evidentemente come dire, da un lato dal rafforzamento di quanto è emerso nel primo appuntamento, no? Cioè la necessità che trasversalmente la filiera isolana ha evidenziato da un lato allargamento dell'opportunità formativa anche rispetto all'aggiornamento professionale, quindi legato non solo agli aspetti diciamo di logistica e di investimento sul prodotto, ma anche e soprattutto era emersa la necessità di investire sull'innalzamento delle competenze. E come abbiamo a più riprese detto agli esercenti, per esempio, la possibilità che si accetti che l'esercizio oggi sempre più si configura come un vero e proprio management culturale e quindi come una possibile diciamo, trasformazione della propria professionalità nel senso della direzione artistica della sala e quindi non del semplice allineamento dei titoli a disposizione secondo un calendario definito da altri, ma come adesso suggeriva Casula, anche nella creazione di reti territoriali innovative legate al potenziamento dei punti di forza che il territorio ha. In questa direzione andavano alcune delle proposte fatte in passato investimento sulle nuove figure e quindi anche rispondendo a Diba, magari sui più giovani, che possono avere questo ruolo di collegamento tra ciò che tradizionalmente la sala fin qui ha fatto e ha rappresentato e ciò che invece in futuro potrebbe rappresentare, per esempio rispetto alla rete del settore terziario o addirittura di tutto il no profit che nel nostro territorio, per quanto la densità di popolazione sia molto bassa, in realtà è un filone, è un segmento molto attivo e molto propositivo. E non è stato per nulla citato il tema che forse insomma era emerso la scorsa volta della film literacy, cioè dell'investimento di chi gestisce e coordina la distribuzione del prodotto cinematografico in sala e delle sale come spazi di formazione del nuovo pubblico. Questa è una vocazione che è molto chiara all'associazionismo, ma che spesso deve in realtà misurarsi per l'esercenza come una sorta di mancata occasione. Va capito se si vuole regolamentare invece, come sta accadendo in alcune regioni italiane, solo in alcune per ora, ma in maniera più sistematica, fare in modo che l'esercenza cinematografica sia coinvolta nella definizione dei programmi ministeriali di rientro del cinema nelle scuole o di rientro delle scuole nei cinema, meglio, e di una più sistematica ottimizzazione per esempio del calendario delle proiezioni anche utilizzando i matinee come spazi di vera e propria programmazione. Okay. Quindi due spunti, due suggestioni da parte di Michele Di Nevina. Sentiamo se su questo ci volete dare un feedback, un punto di vista. Io sì. Prego, Luciano Lombardo. Io credo che l'esercizio può dare solamente dei suggerimenti, perché noi non possiamo in prima persona interessarci a una situazione così grossa. Io credo che, come diceva Nevina, debba essere la regione a dare un input anche sul discorso
di avvicinare le scuole con dei mattinè, e noi renderci partecipi di una situazione, come facciamo con l'Agiscuola, come facciamo con il premio Raffaello, noi non è che ci possiamo sostituire perché non abbiamo né le basi né possiamo intervenire a livello regionale, cioè noi possiamo farlo a livello locale nel nostro ambito. Credo che l'input debba arrivare a livello regionale, cioè la regione predisporre un qualcosa e poi magari dare l'opportunità alle varie città di chi vuole partecipare a un determinato progetto. Logicamente noi ci possiamo rendere partecipi a una cosa del genere, anche per incentivare i ragazzi, perché io parlo per la mia piazza, Olbia. Olbia, io conosco bene molti ragazzi giovani che sono diventati registi, sono diventati una ragazza che seguiva con me il festival di Tavolara, è entrata e oggi lavora a Netflix, cioè ci sono queste realtà. Noi possiamo, ripeto, renderci partecipi di incentivare questi giovani e avvicinarli, però è la regione che deve dare un input proprio a livello regionale e mettere a noi nelle condizioni di poter operare in questo modo. Credo che questa possa essere l'unica soluzione. Altre voci? Posso, Prego, io Alessandro. voglio rassicurare Michele che le sue domande non restano così sospese. Certo che un confronto con chi adotta le politiche migliori, le cosiddette best practices, sia sempre opportuno, se sia utile e sia necessario. Ricordo che alcuni di noi partecipano ogni 2 anni agli incontri di Europa Cinema, dove lì andiamo a confrontare, diciamo, le esperienze di centinaia di esercenti in tutta Europa che riportano appunto le loro sensazioni, il loro modus operandi, i loro feedback, le loro capacità imprenditoriali vengono messe a fattor comune. Questo arricchisce ovviamente chi partecipa, e questo lo suggerisco ai miei colleghi, se diciamo di essere sempre presenti, perché è una cosa che apre molto la mente. Io sono convinto che le sale cinematografiche necessariamente dovranno cambiare pelle, non potranno rimanere quelle che sono state negli ultimi 50 anni, cioè delle strutture dove si proietterà solo cinema, ma necessariamente dovranno diventare dei centri culturali polivalenti, dove l'interscambio con le altre discipline, con tutta la filiera culturale, dove presentare. Ieri mattina abbiamo fatto all'Odissea una presentazione di libri che, nonostante il diluvio universale e tutte le criticità, ha visto alle 11 del mattino la sala piena per la partecipazione, insomma, attiva del nostro pubblico. Come Cinema di Sassari stiamo mettendo in piedi un progetto che preveda la raccolta multimediale di presentazioni della storia del cinema, quindi con una presentazione di 99 film in 3 anni, che poi, diciamo, vorremmo proporre in giro per l'Italia come catalogo multimediale per una formazione degli studenti. Cioè, questi sono gli ultimi 2 esempi, perché ci stiamo lavorando in questi giorni su questi progetti che voglio sottoporre. Cioè, ci sono delle realtà che sono molto dinamiche, molto come dire, attive. Il problema di fondo è la libertà che si ha nel poter fare queste attività.
Io oggi mi trovo a dover rifiutare dei film perché oggettivamente c'è un'offerta esagerata di prodotti alternativi. Io dal lunedì al mercoledì uscire con degli eventi speciali che riguardano l'arte, che riguardano la musica. Oggi per esempio ho un film documentario su Frank Zappa al Moderno, che purtroppo devo tenere solo un giorno, perché di questi prodotti ormai ne stanno proponendo troppi, quindi c'è una difficoltà da parte dell'esercente a star dietro a un'evoluzione dei tempi che è troppo repentina. Quindi ben venga un'organizzazione, questo lo sottopongo come proposta alla Film Commission, di un incontro che ci metta, come dire, al corrente delle opportunità, delle possibilità operative, ecco, un corso, questo sì, ne sento io l'esigenza di un corso di formazione sull'accesso a fondi europei, quindi anche sulla modalità di realizzazione di bandi, di partecipazione a bandi. Questo credo sia assolutamente utile, oltre che necessario per la formazione nostra. Siamo esattamente, come qualcuno ha detto prima, in un passaggio epocale, dalla carrozza all'astronave, direi. Quindi c'è veramente difficile star dietro a questa trasformazione, quindi ben venga qualunque supporto, qualunque aiuto, qualunque forma di sostegno, in termini economici, in termini di conoscenza, in termini di supporto di formazione, ecco sì. Molto bene Alessandro, quindi potrebbe essere anche per la partecipazione a questi eventi internazionali, quindi come dire supportare, no, appunto per la formazione sull'europrogettazione, magari si scopre che si può partecipare a Europa Creativa o altri fondi diretti e quindi ampliare, no, le possibilità e le opportunità che si hanno. Certo. Insomma, direi diversi contributi concreti che... Altri spunti? Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Ma Posso Serena? certo, Stefania. Da che avevo un problema prima col microfono e non riuscivo L'ho a portarmi. immaginato, quindi siamo contenti che No, ci abbia infatti raggiunto. non riuscivo, ho avuto qualche problema prima. No, rispetto alla proposta anche di Michele sulla formazione, sicuramente è interessante anche uno studio, un'analisi del pubblico, Michele, cioè il fatto di avere elementi in più proprio per studiare il nostro pubblico o comunque per capire come avvicinare nuove, diciamo, nuove fasce. Noi ci accorgiamo che il pubblico giovane è presente per esempio in sala. Io ovviamente parlo di una sala cittadina, quindi di una piccola realtà, però ci accorgiamo che il pubblico giovane è presente quando proponiamo i film in lingua originale. Quindi questo è già un elemento indicativo, cioè, ma così come altri aspetti che potremmo studiare eventualmente con una, insomma, anche con una formazione attenta e guidata. Quello che diceva Alessandro, lo studio invece per esempio sui bandi, sui nuovi bandi, come affrontarli, come insomma anche una guida a questo è indispensabile perché stiamo effettivamente assistendo ad una trasformazione importante. Quindi al di là di tutto quello che insomma possiamo dire, il fatto che non siano presenti sale, che quindi tanti giovani non vogliano intraprendere questa professione perché magari non vedono un territorio che propone, un territorio attivo, magari questo scoraggia, cioè un giovane probabilmente riesci a vederlo protagonista di altri percorsi che sono quelli della regia o aspetti anche più artistici legati al cinema, mentre che so, la figura dell'esercente o di chi si occupa di organizzazione culturale è forse meno vista perché probabilmente
stiamo assistendo proprio a quella desertificazione di cui parlava Alessandro all'inizio, ed è un problema che sentiamo tutti, che conosciamo tutti, che poi il Covid, cioè tutta l'esperienza Covid ci ha anche insomma permesso di fermarci e di riflettere su questo. Però sicuramente, ecco, formazione sì. Sull'aspetto legato alle mattine, alle proposte dei giovani in sala, ecco, questo io direi adesso lasciamo perdere questo periodo e il fatto che la ripresa sia difficile perché è legata anche a vincoli, ai Green Pass, eccetera, eccetera. Però questo è un aspetto che curiamo da anni. Serve però qualcosa di più. Anche slegarci un po' semplicemente dal discorso mattine scuole, serve probabilmente pensare a delle nuove cose, però insomma avremo modo di confrontarci. Grazie. Grazie Stefania. Quindi comunque anche momenti di riflessione, di scambio, andare a vedere che cosa si fa, andare fisicamente, no? Che magari molti di voi già lo fanno, però diverso è farlo come sistema e farlo come rete, quindi insomma anche questi sono spunti importanti. Se c'è qualche altro... Solo un feedback veloce a Michele. Stefania. Sì. A noi è stato chiesto a livello nazionale, ma in prima battuta dall'ANEC già ad aprile, di fare delle prime stime sulla velocità e sulle condizioni di riavvicinamento del pubblico alle sale cinematografiche. Questa è un'operazione che di quella ricerca c'era stato un momento di presentazione pubblico, poi era una fotografia scattata proprio alla riapertura. Adesso da 4 settimane stiamo facendo dei rilevamenti appunto settimana per settimana con 1500 interviste per ogni wave. Al momento sono risultati che ancora non ci hanno messo nelle condizioni di divulgare perché è un'operazione diciamo di carattere sperimentale, però il nodo è tutto nel capire per chi è tornato in sala. Stiamo fotografando i 30 milioni di italiani che in un orizzonte triennale erano stati almeno una volta al cinema. Abbiamo iniziato a descrivere quei 12 milioni circa che si sono già riavvicinati a questa esperienza. E stiamo provando a capire i perché no e a quali condizioni ci potrebbe essere il riavvicinamento di chi non c'è stato. Tenete presente che quasi sicuramente riusciremo a fare in parallelo nelle prossime settimane un'operazione analoga relativa al teatro su richiesta dell'Associazione dei Teatri Privati Italiani. In teoria, se si creassero le condizioni per poterlo fare, una zoomata territoriale su queste dinamiche potrebbe essere proposta per la Sardegna, andando a capire anche, a prescindere dallo scenario Covid, quanto impattano i vincoli strutturali anche della distanza rispetto alle sale e provare a farselo dire dal pubblico quali potrebbero essere le leve per favorire il riavvicinamento. Chiaramente ci saranno alcune sulle quali c'è spazio per agire in maniera diretta, altre quando chiameranno in causa il tipo di offerta, su questo si potrà agire solo in parte, anche se rilancio la programmazione di prima perché io sinceramente non l'ho capito quanto vivete come un problema che magari esiste solo nella mia testa della piena libertà del mercato e della piena multiprogrammazione, per cui se non dovete necessariamente rispondere adesso, se riterrete, non è una cosa garantibile per legge, però se qualcuno nel mondo dell'esercizio fosse interessato ad imbastire, poi lo dovremmo fare insieme, una piattaforma per dire guardate, facciamo che per un anno la Sardegna è zona libera e chiunque chieda un film glielo date alle condizioni richieste e andiamo ad analizzare scientificamente come va a performare il mercato dell'esercizio sardo pienamente liberalizzato. Se a qualcuno andasse, non me lo dovete dire, se a qualcuno andasse io mi rendo disponibile per quelle che possono essere le mie reti di relazioni per imbastire una piattaforma e provare a vararla, una sperimentazione di questo tipo. Lo lascio sullo sfondo e poi nel caso ci torneremo. Io se non ci sono altri, c'è qualche feedback subito? Se no, da parte mia vi ringrazio della collaborazione, dei contributi, della pazienza di averci seguito finora. Se non ci sono altri piccoli flash da parte del gruppo, Elisabetta?
Allora, io volevo ricordare, Serenella, che noi abbiamo un ufficio che è Europe Direct, che è molto importante, che si occupa appunto delle call dell'Unione Europea, cioè che si può tranquillamente, e ti insegnano anche a progettare, quindi a partecipare ai progetti europei. Ed è un ufficio regionale molto efficiente. Devo dire che purtroppo da uno studio, sia per quanto riguarda i teatri o comunque le associazioni culturali, in Sardegna siamo gli unici che partecipiamo pochissimo e non riusciamo ad inserirci, perché c'è proprio una... dobbiamo educare le persone a partecipare, a impegnarsi a partecipare a questi bandi, perché ho visto dei progetti veramente brillanti, per esempio dalla Regione Marche, dove hanno portato gli studenti di un liceo in questa formazione, partecipando alla call, creando queste figure di direttori artistici del teatro, e nello stesso tempo hanno avuto i finanziamenti. Quindi è importante usufruire di tutti gli strumenti che la Regione Sardegna pone in essere. Bisogna leggere e andare. Facciamo anche i corsi per aiutarvi a progettare, che non è affatto semplice. Certo, devi sapere l'inglese benissimo, però questa è una cosa che ormai dovremmo superare. Quindi vi invito veramente a frugare nel sito e andate, perché abbiamo un team veramente valido, molto valido, e ci teniamo tantissimo che si possa partecipare per poter prendere le risorse, senza ascoltare le storie, i cantastorie che dicono ma devo avere i soldi per partecipare lì. No, c'è il sistema, c'è la rendicontazione della forza lavoro che è uguale disponibilità finanziaria, c'è tutto un sistema, bisogna sempre andare di persona e partecipare. Scusate, ci tenevo molto. Grazie Elisabetta, darei la parola a Marcello se vuole prendere qualche spunto dalla mattina e poi Nevina per chiudere. Sì, grazie. Non so, io direi che quello che è non chiaro ma chiarissimo, che qui sull'esercizio bisogna fare un lavoro enorme. Direi che rispetto ad altri segmenti si è insomma oggettivamente un po' più indietro, volendo può sforzarsi di guardare come sempre il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto. Diciamo si ha il vantaggio a questo punto di operare ancora su una terra dal punto di vista magari dell'intervento pubblico più vergine di altre, e quindi fare anche un lavoro fatto bene riferito a quella che è la realtà attuale, visto che, come ci siamo detti e tutti sappiamo, il mercato sta cambiando a una velocità supersonica. Intervenendo oggi magari si finirà, si spera, per essere anche un po' più innovativi rispetto a chi è intervenuto qualche anno fa. In questo mi associo agli spunti che ha dato Michele Casula, che sono un po' sorpreso che non abbiano raccolto, diciamo, molte risposte tra i partecipanti al dibattito. Cioè, paradossalmente si potrebbe cercare di aprire in Sardegna una sperimentazione molto avanzata su quello che è la multiprogrammazione e più in generale anche facendo un piano sale, diciamo un ridisegno di quella che è la rete, che vada verso quello che diceva Murtas, cioè di cui siamo tutti consapevoli, cioè che le sale oggi e domani non potranno mai più essere quelle che sono state fino ad oggi. Quindi direi di imboccarsi le maniche senz'altro, dall'altro puntare su due cose: da un lato studi, cioè lavorare i dati e capire come vanno geograficamente posizionati questi interventi, e dall'altro la formazione, perché anche in questo mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Casula, perché comunque delle best practice esistono, cioè questo non è un terreno dove si fa difficoltà solo in Sardegna, è un terreno estremamente sfidante per tutti ovunque, per cui lasciamo perdere il bicchiere mezzo vuoto, cioè che chi sta magari un po' più avanti perché è partito prima, ma non è affatto facile, insomma, quindi occorrono tanti dati, tanta formazione su quelli che sono i casi virtuosi che già esistono e cercare con le risorse che si hanno di replicarli. Ringrazio tutti e saluto tutti. Sì, io se posso fare una battuta, Serenella, prima di chiudere, so che siamo già un po' fuori orario, quindi solo è tua la chiusura, quindi sei tu, Nevina. No, mi segnalano che ci sono link non funzionanti, ma posso già andare in condivisione, così si vede qual è la pagina rispetto alla quale Elisabetta ha segnalato. Questa è la pagina di Europe Direct della Regione Sardegna, quindi forse ci sono molti cookies di accesso segnalate
scrivete su Google Regione Sardegna Europe Direct e lo troverete senza il vincolo dei nostri. Credo che sia importante, però intanto ovviamente vi ringraziamo perché è fondamentale ricevere direttamente da voi le indicazioni su come migliorare ciò che fin qui è stato fatto e magari non incappare in inutili perdite di tempo o soluzioni che vi sembrano addirittura dannose per la stabilità delle aziende. Questo, come intuite, ci sembra un paradosso che va assolutamente risolto in tempo reale. Dal nostro punto di vista i dati e i riscontri sono incoraggianti rispetto per esempio al segnale che il pubblico ci dà, perché noi riceviamo continuamente richieste del pubblico per avere più sale, per averle più diffuse, anche se piccole, in tutto il territorio. E ultimo e non ultimo, credo che sia necessario ribadire ulteriormente, sarà come un mantra, che è giusto che sani ogni percezione errata da questo punto di vista. Questo percorso che stiamo facendo, che è l'avvio di un processo partecipativo che è partecipativo realmente, come vedete i microfoni sono aperti, gli spazi di confronto sono registrati proprio perché vogliamo rendere conto anche delle diverse istanze, è già un investimento che si fa nella direzione di un cambiamento che, se viene registrato come non necessario, non verrà fatto. Se invece viene registrato come necessario solo parzialmente rispetto a delle tecnicismi, a delle aree di pura ottimizzazione degli strumenti amministrativi, verrà fatto in quella direzione. Dal nostro punto di vista, lo ribadisco perché è giusto ripetercelo per chiarirlo bene, la Fondazione Sardinia Film Commission è l'ente no profit della Regione Sardegna. Quindi si pone come sua missione, come ente di governance regionale, per ottimizzare, potenziare e dove possibile creare le condizioni per lo sviluppo della filiera. Quindi laddove questo non è ancora avvenuto c'è ovviamente spazio perché possa avvenire. Laddove questo è avvenuto in modo sbagliato c'è tutta la assoluta, e credo che questi incontri ne siano la riprova fisica provata, disponibilità per migliorare. E dove però noi non arriviamo a fare sempre proposte, ne facciamo continuamente perfin troppe, ci dicono, però dove non arriviamo fatecele voi, proprio perché nel principio democratico il tema è come dire, proponiamo, abbiamo una voce, recuperiamola, prendiamola quando c'è. Se oggi qualcuno è stato un po' sorpreso dalla modalità di gestione, abbiamo creato apposta un'email dedicata agli Stati Generali del Cinema, @sardegnafilmcommission.it, per raccogliere anche riflessioni successive, più come dire, elaborazioni anche più meditate che possano entrare in questo processo partecipativo. È fondamentale però che ricordiamo che c'è un principio di rappresentanza, cioè raggiungere un livello di alta ottimizzazione delle strutture esistenti significa anche fare un po' di sforzo, non solo aspettare che piovano le scelte dall'alto e poi dire che non funzionano. Occorre scrivere, pensare, condividere. Quindi noi ribadiamo la piena disponibilità e come abbiamo fatto in tutte le occasioni che soprattutto con gli esercenti, devo dire, abbiamo avuto nelle assemblee ANEC degli ultimi anni, ci piace pensare che questo sia uno spazio che non si interrompe, che non ha il valore di un fuoco d'artificio stagionale e poi finisce, ma che crea continuità di confronto. Quindi aiutateci a farvi lavorare meglio, a lavorare meglio noi stessi e soprattutto nella nostra missione aiutateci a fare in modo che siano rispettate al massimo livello possibile le voci di tutti e con questo credo, con l'augurio anche di poter aprire e ricevere i vostri ulteriori suggerimenti ed aprire altri spazi di visione, noi ci diamo appuntamento a strettissimo giro con i vostri pensieri e ulteriori riflessioni e mercoledì invece incontreremo autori e registi per un'altra apertura di microfono e racconto della filiera dal punto di vista di un altro, diciamo, percorso, un altro tipo di esigenza. Salutiamoci con i microfoni aperti, così siamo. Grazie a tutti, davvero è molto lungo e vi ringraziamo per la disponibilità. Grazie. Grazie, alla prossima. Grazie. Arrivederci.